Gentili signore e signori. A 2 passi da casa mia vive un uomo la cui storia sembra frutto della fantasia che inizia laddove il calcio era diverso, che a riscoprirlo adesso sembra un altro universo, meno soldi, veline e corpi tatuati come soldatini omologati. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, molto più dei gol. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, una vita rock and roll. Zigoni è una leggenda, da Viale, Marconi, sparato a razzo, in campo un fuoriclasse, fuori un matto, da Torino a Genova fino a Roma, capitale, tra i più grandi a livello nazionale. Ma Zigo ce l'ha detto in tutti i modi, il suo cuore è rimasto al Bentegodi, il suo cuore è rimasto al Bentegodi. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, molto più dei gol. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, una vita rock and roll, tra pellicce, panchina e uno sparo ai lampioni, sempre tra genio e trasgressioni. Una vita esagerata come il suo talento ha fatto di lui un monumento. Dal suo amico Ezio Vendrame, matto uguale, un libro dedicato per un duo epocale. Ora il calcio un po' ti annoia e si capisce perché niente come allora più ti stupisce. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, molto più dei gol. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, una vita rock and roll. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, molto più dei gol. Lui è Zigo, estro e follia, un'emozione di poesia. Lui è Zigo, una vita rock and roll. E qui c'è anche il grande Gianfranco Zigoni. Ciao Flavio, sono sempre con te. Forza Ella, sempre. Che bello questo video che mi ha mandato Pablo Perissinotto, questo video, questa canzone dedicata a Zigoni, questo grande atleta, questo uomo importante. Lui è figo. Adesso io vorrei capire chi sono i fighi di oggi, che punti di riferimento hanno questi fighetti di oggi, così, questi bulletti, e soprattutto capire cosa offriamo a loro per diventare però non fighi, ma bravi ragazzi. Certo che i messaggi che tutti i giorni mandano non sono messaggi qualificanti, però io tutte le mattine, a parte questa mattina che volevo aprire un po' anche in allegria con lo sport, col mondo dello sport, e ringraziando anche Pablo, di solito mando gli esempi positivi, ragazzi che suonano, che dipingono, i diversamente agili, come li chiama Mirella, che odia la parola disabilità, che siamo noi disabili, non loro, e li faccio vedere, li ospito quando riescono a venire con le loro mamme. Eppure c'è un mondo che divide. Noi li etichettiamo, gli abbiamo messo i nomi peggiori, mongoloidi, di tutto e di più, senza capire che invece sono più bravi di noi,
che sperano sempre di un futuro migliore, che per la prima volta che li incontri ti abbracciano, ti accarezzano, ti sorridono. Questo fa molto riflettere. Ieri ho visto un documentario bellissimo di una donna ceca a Venezia che spiegava Venezia nei minimi particolari. E poi ha detto, quando chiediamo alle guide di chiudere gli occhi e di spiegare, visto che le vedono tutti i giorni, cosa c'è in quel palazzo, cosa è raffigurato, toccandolo magari anche, perché lo vedono tutti i giorni, magari più volte al giorno, non riescono a capire di cosa parlo. Allora capite che io invito non solo le associazioni, ma anche i sindaci, gli amministratori anche provinciali, regionali, nazionali, europee, per capire dove qualcuno vuole andare a parare. Se dobbiamo iniziare a fare squadra, a mettere insieme le forze che abbiamo, che sono anche poche, perché abbiamo ormai la popolazione di diversamente giovani, ma quei giovani che abbiamo, indipendentemente del colore della pelle, di cercare di capire come fare per aiutarli, perché loro ci possano essere utili. Qua bisogna avere sensibilità, non guardare il colore del partito o della pelle della persona, ma guardare l'obiettivo che vogliamo raggiungere, vivere in serenità. E questa mattina ho 2 ospiti graditissimi, magari non dello stesso parere politico, però come sensibilità penso che siamo là, nel senso che voi sapete che io cerco di invitare le persone che riescono a capire dove vuole arrivare Mirella. Presento subito Gaia Righetto, portavoce Caminantes. Grazie Gaia di essere qui. Grazie per l'invito. Io apprezzo molto questa donna che ci mette sempre la faccia, che è sempre vicino agli ultimi, come Mirella d'altronde, ma naturalmente vieni segato, non vieni visto bene, perché gli ultimi danno fastidio, gli ultimi ti impegnano, devi veramente dare delle risposte agli ultimi quando io ti incontro. Invece Gaia fa questo, continua da anni a battere, ad aiutare queste persone. E saluto anche Massimo Brini, consigliere del turismo di Lignano Sabbiadoro, perché presenteremo anche questo presepio, il simbolo del Natale, questo presepio di sabbia bellissimo, ma che i valori, alla storia, ecco, sono le nostre radici. Allora Gaia, come vedi la situazione per questi ragazzi, per questi uomini? Ieri ho letto sul giornale quello che raccontava uno di quelli che tu segui, tanto lavoro tutto il giorno ma la sera dormo per strada perché nessuno mi vuole. Io ho fatto anche un appello ai grandi imprenditori che li abbiamo, magari meno palazzi e magari qualche casa in più per loro o qualche yacht in meno. Magari Massimo Brini dirà cosa dice Mirella, però insomma, visto che ne hanno talmente tanti, uno in meno per un anno magari potrebbe aiutare queste persone. Come vedi la situazione? Cosa dicono queste persone, Gaia? Allora, sono 10 anni, più di 10 anni che con Caminantes e con Django stiamo in strada e la situazione è peggiorata, è indubbiamente peggiorata, perché al momento noi ogni volta che usciamo distribuiamo 70 kit, noi prepariamo questi kit che sono composti da un po' di cibo non deperibile e strumenti per l'igiene, insomma delle cose necessarie. Ogni settimana le portiamo con le coperte, poi le persone possono venire da noi a prendere i vestiti, a fare la scuola italiana, a essere supportati insomma anche a livello legale, un po' a 360 gradi, e le persone sono sempre di più in strada. Noi facciamo fatica anche dal punto di vista economico a sostenere quello che insomma il fenomeno che stiamo registrando, che non è un fenomeno emergenziale, perché l'emergenza è qualcosa che accade in un momento inaspettato e bisogna correre ai ripari, però ormai questo è un fenomeno strutturale. E in strada chi c'è? In strada ci sono persone di origine italiana che si sono ritrovate ad aver perso tutto, ci sono persone con problemi psichiatrici, ci sono persone che vivono, che sono di origine straniera ma vivono in Italia da tanto tempo, e poi ci sono persone richiedenti asilo che sono arrivate qua, hanno diritto all'accoglienza ma non vengono inserite all'interno delle strutture. E questo perché ci sono dei rimbalzi di responsabilità sul piano istituzionale, ma rimane il fatto che ormai anche il governo si gestisce la diminuzione degli arrivi. Allora se gli arrivi sono diminuiti, i posti dovrebbero esserci per tutti. Tra l'altro stiamo parlando in provincia di Treviso di 1500 persone che sono accolte, 1500 persone su una popolazione di quasi 1 milione, insomma parliamo veramente di una goccia. Anche questo a volte bisogna un po' riportare
il discorso sulla realtà. E sui numeri. Sì, sui numeri che sì. ci permettono di comprendere la realtà, perché se ascoltiamo un certo tipo di narrazione sembra che stiamo vivendo un'invasione. L'invasione non c'è. Questo purtroppo sappiamo bene che anche storicamente il concetto dell'invasione barbarica è stato utilizzato e anche strumentalizzato da più parti, ma poi stiamo parlando adesso oggettivamente di quelle persone che fanno i lavori necessari. Se uno va a guardare chi è che sta raccogliendo il radicchio nei campi che mangiamo noi, cioè che mangiamo noi che siamo seduti qua, la gente che vive in questo territorio. Tendenzialmente non sono bianchi. Non so, un'immagine che mi passa in testa, un trattore guidato da un uomo bianco pieno di radicchio con 15 persone non bianche che corrono in bicicletta dietro in mezzo al fango. E questo, cioè, non so come dire, questa mi sembra una fotografia anche di quello che accade. La maggior parte di chi sta in strada sono le stesse persone che nell'agricoltura ci lavorano tutto il giorno per 8, 10, 12 ore con un salario da fame e che poi devono anche dormire all'addiaccio. Allora, sia per quanto riguarda le istituzioni, sia per quanto riguarda la classe imprenditoriale, che poi comunque queste istituzioni le appoggia, le sostiene in tanti modi, forse bisogna proprio rivedere completamente non soltanto il meccanismo dell'accoglienza, ma proprio il meccanismo della possibilità di avere una casa in questo paese, perché poi riguarda chi ha il parcheggio al negro, ma può riguardare tutti. Io sono un'insegnante precaria, al momento prendo 1.400 euro al mese, il primo stipendio è arrivato dopo 2 mesi e mezzo, perché così funziona in questo paese, anche qua non è un'emergenza, è strutturale, e l'affitto che condivido è di 700 euro al mese, potrei tranquillamente trovarmi anch'io per strada. Per fortuna ho una rete sociale, per fortuna ho una rete che mi supporta, però giusto per capire che quello di cui stiamo parlando è qualcosa che riguarda tutte e tutti. Io penso, ho 34 anni, la maggior parte dei discorsi dei miei coetanei riguardano la difficoltà di pagare l'affitto, di trovare una casa in affitto, di comprare casa se si vuole comprare casa, oppure il fatto che per comprare casa ho dovuto comunque chiedere ai genitori, no? Chi dei miei coetanei ha comprato una casa ha chiesto il supporto ai genitori. Ma dove sta l'autonomia? No? Dove sta la possibilità di rendersi una persona libera? Sentiamo cosa ne pensa Massimo Brini, assessore al turismo di Lignano, Lignano che vive ormai 12 mesi all'anno, non c'è solo la Lignano d'estate, come dice Gaia Righetto, che io confermo tutto quello che ha detto, ha bisogno di persone, ha bisogno di personale anche non qualificato, ma persone che lavorano, e noi le troviamo in queste situazioni perché è difficile trovare i nostri che fanno determinati lavori, a parte che non ne abbiamo, a parte che non, perché bisogna dire anche quello, perché non ci sono veramente, non li abbiamo. Com'è la situazione proprio in una città balneare molto nota, rinomata, dove anche voi state cercando di fare il meglio per dare questa visibilità anche di questa bellissima Italia che abbiamo la fortuna di avere, con queste spiagge meravigliose che forse vediamo anche poco, devo dire la verità, a livello nazionale, che forse meriterebbero qualcosa di più, però voi fate il vostro. Prego, Assessore. Il problema del personale ormai è, diciamo, strutturale da diversi anni, e se ti ricordi ne abbiamo già parlato in interviste precedenti, e si fa sempre fatica, gli imprenditori fanno fatica a trovarlo. Una cosa che secondo me ha detto bene Gaia è quello dello stipendio. Con uno stipendio di 1.200-1.400 euro non vai avanti, e dobbiamo capire come riuscire ad aumentarglielo, perché un imprenditore quando paga uno stipendio di 1.400 euro ne versa 2.500-2.600, quindi una buona parte vanno in tasse e invece andrebbero dati al lavoratore, perché è quello che fa la fatica vera, e il resto viene speso per dare dei servizi non sempre di qualità. Ma comunque se non aumentiamo gli stipendi facciamo fatica a trovare il personale. Noi il problema di chi è in strada e non ha un alloggio non ce l'abbiamo come località turistica, e sotto questo punto di vista siamo una località, un'isola felice. Ma il problema della casa i nostri giovani ce l'hanno, perché nelle località turistiche i prezzi delle case aumentano a dismisura,
e i nostri giovani sono obbligati per trovare un alloggio ad andare a Pertegada, a Latisana, a Bevazzana, insomma in località vicine, ma lasciare la loro città natale perché non possono acquistare a prezzi ormai diventati veramente esorbitanti. Allora, Sorbrini, una volta io mi ricordo, e non sono passati anni luce, quando queste persone trovavano lavoro sia al mare che in montagna, c'era vitto e alloggio cioè gratuito, nel senso che non dovevano pagare. Cos'è cambiato in questi anni? Cioè la società si è migliorata, evoluta, abbiamo più turismo, più mezzi, ma alla fine come mai è successo questo? Chi è che ha piegato quel sistema che permetteva a una persona sì di andare a lavorare, però come sta spiegando molto bene lei, non aveva il problema della casa, del vitto e alloggio erano gratuiti? Sì, perché c'erano delle misure economiche differenti. Io ricordo quando era stata comprata la prima casa in lire che con 5 anni di stipendio ti pagavi la casa, facevi un mutuo magari a 15 anni, ma è perché ti potevi permettere altro. Adesso con un mutuo a 30 anni fai difficoltà a comprare la casa e a pagare la rata del mutuo, quindi purtroppo i prezzi sono saliti tanto e gli stipendi molto poco. Mancando queste proporzioni viene a mancare anche quello che tu hai detto, il vitto alloggio, perché tutte quelle case che magari erano fatiscenti, tra virgolette, non adatte per essere date a un turista che viene a visitare una località balneare, adesso sono state demolite, fatti grandi palazzoni a prezzi veramente molto elevati, si parla di 600-700 mila euro un appartamento di 120 metri quadri. Pensate. E quindi mancano gli alloggi per i dipendenti e uno si deve purtroppo arrangiare. Sentiamo anche come commenta Alberto Maschio, assessore al turismo di Jesolo. Questa mattina non mi faccio mancare niente. Grazie assessore, mi saluti anche il sindaco, veramente una persona anche squisita, anche il sindaco come Massimo Brini, che capiscono quando Mirella li invita che c'è un motivo. Questa mattina vi ho messo vicino a Gaia Righetto perché abbiamo il lusso, abbiamo il massimo, come spiega Massimo Brini, questi appartamenti stupendi, questi attici con piscina, tutto robotizzato, e poi abbiamo quelli che dormono in strada, che anche se lavorano, che hanno uno stipendio, non ce la fanno a trovare casa. Come vede la situazione, assessore? Come va a Jesolo? Prego, anche come personale. Intanto buongiorno a tutti, saluto anche l'amico Massimo con il quale ogni tanto ci si trova a qualche incontro delle spiagge in giro per l'Italia, quindi insomma è sempre un piacere trovarsi in giro e vedersi in questo momento anche qui. Allora, il problema è indubbiamente un problema molto complesso e molto ampio. Mi riaggancio un po' dalla coda, ovvero da quello che diceva Massimo poco fa. È vero che una volta, anzi come diceva lei, c'era il vitto alloggio incluso, oggi si cerca di darlo, ma la difficoltà è reperire degli alloggi adeguati, perché va anche detto che forse una volta quel vitto che si dava era sufficiente, sull'alloggio probabilmente c'era qualcosa da dire, perché sappiamo insomma a che condizioni a volte veniva offerto l'alloggio, soprattutto nelle strutture alberghiere, e visto che appartengo e vengo da quel mondo, insomma conosco bene un po' certe situazioni di alloggi offerti nei sottoscala. Oggi queste per fortuna non ci sono più, per cui oggi offrire l'alloggio vuol dire comunque offrire un alloggio dignitoso, diventa anche un motivo di competitività nei confronti proprio delle strutture alberghiere stesse, perché oggi chi è in grado di reperire degli alloggi, perché poi il tema certamente è questo, perché quando c'è una grossa pressione turistica in una località è chiaro che spesso è preferibile dare quegli alloggi come affitti turistici piuttosto che come uso foresterie, diciamo così, per le attività e per i lavoratori delle nostre località, però diventa, ripeto, una leva competitiva per le aziende poter fornire quel servizio, quindi il vitto alloggio oggi sta tornando a essere un elemento centrale nella capacità di attrarre collaboratori, sia quelli più formati ma anche quelli meno formati. Di per sé poi il bacino, diciamo così, l'utenza alla quale ci rivolgiamo rispetto a una volta è molto più lontana dalle nostre località, perché i nostri concittadini, tra l'inverno demografico, tra la professionalizzazione e
l'aumento della scolarizzazione insomma, delle persone chiaramente ha portato il nostro settore ad essere a volte meno attrattivo, però diciamo, se cerchiamo un'unica causa in tutto questo sicuramente è difficile, è un po' un insieme di fattori. Oggi peraltro credo che il tema dello stipendio non sia neanche l'unico sul quale dovremmo concentrarci, perché il tema di fornire alloggi a chi decide di intraprendere un'attività, di lavorare per le aziende del turismo e magari di consolidare la propria realtà di vita all'interno della località, come può essere Jes, come può essere Lignano, ma un po' tutta la costa dell'Alto Adriatico, sconta per esempio un fatto che è quello del scarso accesso al credito, perché al netto dei costi che indubbiamente nelle località turistiche sono molto elevati, ma il mutuo con il contratto stagionale oggi non lo portano a casa, ad esempio. Quindi questo è un altro tema. La possibilità di crescita all'interno delle aziende spesso è molto limitata a causa un po' delle dimensioni aziendali, del panorama turistico che abbiamo nell'Alto Adriatico, che è un panorama di piccole e medie imprese, e quindi la scala sociale che si può intraprendere all'interno di queste strutture spesso e volentieri si entra camerieri, si esce camerieri, come si suol dire, quindi insomma, i fattori concatenati sono tanti. Di per sé abbiamo la fortuna comunque di essere circondati da bravi imprenditori e da località che funzionano bene, e ne dimostra il fatto che insomma, tutte le principali località dell'Alto Adriatico sono tra le prime 20 località turistiche d'Italia, e quindi questo insomma, credo sia un merito del quale non possiamo non tener conto. Certo non deve farci adagiare, ma ci deve far guardare tutti questi elementi che possono essere migliorati, e un pezzo alla volta, senza avere la pretesa di avere la bacchetta magica. Secondo me insomma, c'è un grosso lavoro, ma direi che anche come conferenza dei sindaci e come G20 delle spiagge ci si sta lavorando, i temi sono sul tavolo. Allora, io so che c'è Rinaldo in linea, però volevo un commento di Gaia Righetto dopo aver sentito Massimo Brini e anche Alberto Maschio. Ecco, cosa ne pensa di quello che ha sentito? Cosa ne pensi, Gaia? Ecco, l'opportunità di dare anche questi posti di lavoro, ma non è così semplice come si pensa, devono essere anche degli alloggi dignitosi, diceva l'assessore. Massimo Brini dice con questi stipendi non ce la fanno di sicuro a mantenersi. Sì, ma allora, posto che ovviamente sono d'accordo rispetto all'analisi che è stata fatta, poi ci sono delle responsabilità istituzionali che passano dall'arco più prettamente politico a quello economico. Adesso gli imprenditori che sfruttano e utilizzano il territorio, ne drenano le risorse e poi non le restituiscono in una maniera equa, è pieno. Basta vedere, faccio un esempio, c'è un fondo di Conegliano che ha acquistato 3 palazzoni in via Pisa a Treviso e ha messo sotto sfratto le 50 famiglie che sono all'interno, 50 famiglie di lavoratori, alcuni addirittura stanno costruendo le case popolari finanziate dal PNRR, che in questo momento da più di un anno si ritrovano con la possibilità di essere sfrattati il giorno dopo. Un atteggiamento tra l'altro da parte di questa nuova proprietà che è assolutamente indisponibile al dialogo. Questo è un esempio della cosiddetta finanziarizzazione delle città in cui anche i nostri imprenditori si mettono. Basta vedere quante case di lusso stanno spuntando come funghi all'interno del nostro territorio. Quindi se condivido l'analisi, non condivido il fatto che siamo circondati da così tanta brava gente che ha voglia di bravi imprenditori che hanno voglia di aiutare il tessuto lavorativo, i lavoratori e le lavoratrici di questo territorio, altrimenti ci sarebbero delle prese di posizione, delle politiche sia sul piano istituzionale che sul piano imprenditoriale che andrebbero in un'altra direzione. E invece se l'Italia è stagnante anche dal punto di vista degli stipendi, perché gli stipendi non soltanto sono fermi, sono diminuiti, e ormai tutte le analisi dimostrano l'Italia è seconda soltanto alla Grecia in Europa per condizioni reddituali, qua evidentemente responsabilità in tutto l'arco politico, perché poi il paese è stato governato negli ultimi 30 anni dal centrodestra al centrosinistra e sicuramente non sarò io quella che difende il centrosinistra rispetto a politiche anche abitative che sono state scandalose, però appunto la volontà non c'è. Ovvio che i comuni, lo sappiamo benissimo, i comuni ormai sono stati esautorati anche da moltissime delle loro funzioni, noi su questo siamo perfettamente consapevoli. Poi sappiamo anche che ci sono comuni che si comportano in una determinata maniera e comunque fanno di tutto
rispetto ai loro mezzi per sostenere le necessità della popolazione, comuni invece che si voltano dall'altra parte. Io vivo nel capoluogo di Trevigiano e sicuramente è un comune che si volta dall'altra parte, quello anche soprattutto sul piano dei servizi sociali. Quindi io credo che da un lato debba esserci un lavoro vero da parte dei sindaci di pretesa, e ovviamente questo deve avvenire, no? È ovvio che avviene su tanti piani, compreso quello europeo, di riprendere una certa centralità, cosa che non è assolutamente facile, però poi dall'altro deve esserci una pretesa, una chiarezza anche su appunto a 360 gradi rispetto a quelle che sono le intenzioni della direzione politica che si vuole prendere. Se in questa provincia ci sono quasi 50.000 alloggi vuoti. Adesso, e questo vabbè, questa provincia di Treviso è una situazione che riguarda un po' tutta Italia, forse bisognerebbe immaginare anche delle leggi che permettano di agire su questi alloggi vuoti, perché la proprietà privata anche a livello costituzionale è tutelata rispetto alla sua funzione sociale, non in toto, sempre e comunque. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao, scusa se ti ho fatto aspettare, ma capisci che è un tema delicato per Mirella. Va sempre bene Mirella, il discorso è interessante, va molto bene. Secondo il mio punto di vista, Righetto ha ragione, perché dice un operaio sa sì 1.500, 1.600 al mese, però lui ne paga quasi 3.000 e ora li va tutti in tasse. Cosa vuol dire? Che chi che paga le tasse sono gli operai, i pensionati, che la gente che verrà. Chi che dà tanti soldi non paga niente. I discorsi, qua andate a intervenire la politica, noi cittadini, imprenditori che va loro alla gente. Conosco bene Ilesio, Lignano, amici imprenditori che da qualcuno fa, quando all'Eni costava 2 milioni all'uno, per dirti. Ma adesso deve cambiare i tempi, adesso è tutto spero. Guarda, ti faccio un esempio, io vuoi farne vivere green, cosa vuol dire? In mezzo ai verde degli alberi, chissà quanti chilometri di piste da sci in Italia, 17.500, 7.800 chilometri di piste, quanti alberi da Italia, cosa hai distrutto la montagna? La montagna una volta che vai con la carrozza, col pullman, col treno, adesso più le macchine non vede neanche a parcheggi, gli ha distrutta la montagna. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, abbiamo sentito le riflessioni da Rinaldo, come vedi ho 3 ospiti questa mattina, come tutte le mattine naturalmente. Allora, Assessore Brini, cosa ne pensa di quello che ha detto Gai e quello che si potrebbe fare? Perché io sono convinta, e ieri ho avuto anche la sindaca di Vittorio Veneto, la quale sta cercando anche con la Confartigianato di trovare degli spazi con delle case magari disabitate, anche penso a tutti questi lasciti che hanno, questi mecenati che ci hanno lasciato ma sono chiusi, si aspetta sempre il cinese o il giapponese o l'indiano che arrivi per fare il resort a 6 stelle, a 7 stelle. Sarebbe il caso, visto che adesso abbiamo già tutto e tanto, di pensare anche a questa manovalanza, a queste persone che veramente... perché io penso che se non trovate più personale, se questo personale si rifiuterà di lavorare, anche i nostri giovani, per questi stipendi bassi, chi terrà in piedi questi resort, questi alberghi, queste situazioni da ricchi? Perché poi alla fine che lavorano sono i poveri e i ricchi si divertono, però bisogna che il povero lavori perché il ricco si diverta. Come facciamo allora? Qual è la soluzione? Lei è assessore, però ha toccato varie realtà nella sua carriera. Cosa sta succedendo? Come mai non si riesce a capire che se si blocca l'operaio, se si blocca l'artigiano, se si blocca quello che veramente deve lavorare, ma non col computer, proprio lavorare, come facciamo? Diventa sempre più difficile. Ci sono i contratti, diciamo che poi vengono stipulati dai privati e quindi se uno vuole avere il personale dopo deve andare oltre la paga sindacale e in molte aziende di Lignano so che questo viene fatto. Si sono resi conto? Sì, si sono resi conto
e stanno finalmente pagando il dipendente per quanto, fra virgolette, produce. Il problema dell'alloggio dei comuni, questa è una situazione abbastanza più difficile perché ai comuni vengono lasciate le briciole delle tasse che i cittadini pagano e con quello devono pagare i dipendenti e tenere a posto un po' la località. Se devono pensare anche agli alloggi, o hanno delle fonti di entrate differenti o se no veramente vanno in difficoltà e vanno in default i comuni e quindi non riusciamo a risolvere la situazione. Ci sono dei fondi e delle tasse che vengono indirizzati verso l'edilizia, fra virgolette, popolare, e quelli vanno usati e i sindaci potrebbero individuare delle aree, però poi sono le varie ATER, almeno in Friuli Venezia Giulia si chiamano ATER, anche qua, che devono intervenire, tenendo presente però che tu hai detto ho avuto un excursus in tantissime materie. Io sono andato a vedere alloggi che erano stati dati a titolo gratuito o quasi, che poi da chi li utilizzava sono stati lasciati in una maniera veramente indecente. Quindi dobbiamo stare su tutti e due i lati e vedere i pro e i contro, perché ti danno l'alloggio gratis, ti danno questo, ti danno a fine stagione trovi gli alloggi che sono distrutti da quelli che l'hanno avuto gratis ed è il caso di diversi albergatori di Lignano che una volta davano gli alloggi, li prendevano nelle agenzie e poi l'agenzia andava dall'albergatore a dire guarda che qua ci sono 2.000 euro di danni, no? E stufi di pagare danno 200 euro in più e l'alloggio te lo trovi. Per cui c'è anche mancanza di rispetto dall'altra parte. Allora sentiamo anche con Alberto Masca, assessore, lei cosa dice? È possibile che non riusciamo a trovare questi spazi per queste persone? Ad esempio penso alle colonie. Le colonie. Allora i bambini non vanno più in colonie, ce ne sono anche pochi bambini. Possiamo cercare di fare il cambiamento di destinazione di uso e cercare di dare delle risposte, perché così non si può mica andare. Cioè bisogna anche la critica che sia costruttiva come sta facendo Gaia, mettiamoci assieme attorno a un tavolo e vediamo come fare. Ad esempio in Francia una cosa interessantissima, io ti do l'alloggio in condizioni anche precarie e tu te lo metti a posto. Mi sembra che potrebbe essere una cosa anche fattibile questa, cioè non è che dobbiamo sempre copiare i centri commerciali in America e poi non copiare le cose che funzionano, perché di persone che avrebbero anche voglia di rimettersi in gioco e di anche mettersi a posto l'appartamento ce ne sono, però qua mi sembra che la politica vada da un'altra parte. Cosa pensate di fare, assessore? Lei non è diversamente giovane, penso che abbia anche voglia anche lei, visto che anche nell'ambito dell'alberghiero, della ristorazione, di capire che bisognerà pur trovare delle soluzioni con persone veramente che hanno idee, che hanno voglia di fare, che credono nel futuro. E sono i giovani. Cioè non è che possiamo dire ai cinquantenni, ai sessantenni rimettiti in gioco in questa maniera. No, tu vieni i giovani. Ecco, la funzione dei giovani perché sono il nostro futuro. Prego, ma finché li paghiamo 1.500 euro di sicuro non li teniamo. Provo a fare un excursus veloce perché i temi sono veramente tanti. Allora, parto dal presupposto che quella che io definisco il mio braccio destro in azienda, noi gestiamo alcune strutture alberghiere, ha iniziato con noi a 17 anni, ne ha 27 ed oggi è praticamente, diciamo così, scherzando, io la chiamo la vice direttrice delle nostre strutture perché è quella che lavora per noi tutto l'anno, eppure ha iniziato a 17 anni, quindi sulla parte dei giovani, guardi, mi trova pienamente d'accordo e questo è un esempio. La seconda, in realtà, il secondo braccio destro ha iniziato 2 anni dopo, ha 1 anno in meno, quindi stiamo parlando di ragazze di 27, 26, 28 anni, quindi che hanno iniziato veramente in età giovanile. Faccio una veloce premessa che il problema del reperimento del capitale umano, oggi ci piace chiamarlo così perché è il nostro capitale, chi eroga servizi senza dei collaboratori seri e affidabili non può fare il proprio mestiere. Ahimè mi risulta che non sia un problema solo del turismo. Il turismo viene spesso indicato come cartina tornasole del problema perché ha un'alta concentrazione di assunzioni in un determinato periodo molto stretto dell'inizio della stagione e quindi, diciamo così, rende chiara la difficoltà quando si deve fare l'articolo di giornale del problema. Ma
io parlo con professionisti che non trovano, parlo con artigiani che non trovano, con piccoli industriali che non trovano, quindi insomma se diciamo che il problema del turismo ci diciamo una non verità, perché effettivamente è un problema un po' di molti. Ora, non che faccia malcomune mezzo gaudio e quindi dobbiamo per forza guardare avanti. Mi permetto però di tornare un po' alla giacchetta che vestivo prima, che era di rappresentante di categoria, perché io vengo dal mondo Federalberghi e sulla questione delle riconversioni, guardate, con la precedente amministrazione, non ne faccio ovviamente una questione politica, io vestivo i panni del presidente di categoria ed è stata fatta una variante che svincolava per esempio alcune piccole strutture alberghiere, ormai magari un po' fuori mercato, per destinarle al mercato edilizio e quindi poi con trasformazione e cambio d'uso in residenze e appartamenti. Chiaramente sono diventati appartamenti nuovi, stanno diventando appartamenti nuovi, quindi destinati al mercato turistico, ma all'epoca la mia proposta fu proprio quella di dire perché non prendiamo queste piccole strutture e gli diamo un altro futuro, non possiamo presentarli come unica alternativa a quelli di diventare appartamenti. C'è la necessità che quella del reperire alloggi dignitosi per il nostro capitale umano, appunto, riconvertiamo queste strutture a uso foresteria per gli alberghi. Parliamo di una ventina di alberghi su tutta la località, sparsi lungo tutto il litorale, poteva essere una risposta proprio per andare in questa direzione. Ottima risposta. Assessore, la fermo un secondo perché abbiamo Dennis da Marcon, se non mi cade la linea. Vai Dennis. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Dennis. Volevo dire una cosa. Allora, il mondo del lavoro è andato sempre in peggio. Prego, Sì, Dennis. pronto? Sì, ti sento benissimo. Sì, salve. Allora, io volevo dire una cosa. Allora, il mondo del lavoro è andato in picchiata, ma verso giù. Le paghe sono sempre più basse. Quando vai a fare la spesa con 50 euro ti vengono due cose. Poi, parlando degli extracomunitari, che li fanno venire qui per lavorare perché l'italiano non ha voglia di lavorare, non è niente vero. Il problema è che loro, comunque, dentro su un appartamento vanno in 15. E anche se prendono 1.000 euro va bene lo stesso perché tanto sono in 15, quindi sono 15.000 euro. Una famiglia italiana che prende 1.500 euro, magari anche 3 figli, il mutuo a pagare, capisce che non ci stiamo dentro con le spese. Quando vai a fare le spese devi prendere sempre le cose che costano meno, perché non puoi mai prendere qualcosa che costa un po' di più perché sennò non ci arrivi a fine mese. E non si può andare avanti così. Grazie Dennis, ti ringrazio anche della telefonata, perché sono le riflessioni che mi piacciono. Adesso devo assolutamente, perché ho forato come ogni mattina, pubblicità. Righetto risponde al nostro Dennis da Marcon e commentiamo anche le parole sia di Massimo Brini che dell'assessore al turismo di Jesolo, Alberto Maschio. Ma allora, che le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici stiano peggiorate, sono d'accordissimo, e far la spesa ormai è un salasso. Poi dall'altra viene a dire Dennis, come a tutte e a tutti, guardiamo chi sono i responsabili di tutto questo, invece di prendercela con chi arriva, che poi quanti è che dall'Italia vanno via, ricordiamoci sempre che il saldo è negativo, cioè più giovani che vanno via. Di passaggio. Sì, ma italiani che poi a Londra vengono visti come, ecco, sono arrivati gli italiani che non hanno voglia di fare niente, mediterranei, fancazzisti. Per cui purtroppo queste narrazioni ci sono sempre dovunque, la cosa di 15 per dentro una casa. Sono casi che succedono, ma stiamo parlando di casi limite, stiamo attenti anche alla narrazione che viene costruita attorno, invece parliamo di quanto costa un affitto. Abbiamo una madre single con una figlia con disabilità e si ritrova dentro una casa di un ente che appunto dovrebbe avere funzione sociale a pagare più di 500 euro al mese per pochi metri quadri, tra l'altro non arredati. E questa è la fotografia di quello che stiamo vivendo, però abbiamo bisogno di una cosa in tutto questo, noi abbiamo bisogno di ritrovare un senso di comunità, di ritrovare anche un asse, un'alleanza, una convergenza, come dicono gli operai e le operaie della GKN di Firenze. Abbiamo bisogno di trovare una convergenza tra tutti i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, metterci assieme e cominciare a pretendere davvero, perché uno dei problemi è che abbiamo lasciato fare troppo in questi 30 anni. C'è chi si è opposto, ma abbiamo bisogno di costruire un'opposizione sociale che riesca a sfondare, che riesca a prendersi le cose, perché prima accennavi alla questione
dell'autorecupero. La Regione Toscana ha fatto una legge sull'autorecupero quando, dopo che dal quartiere Ermete di Pisa è cominciata una grossa mobilitazione rispetto alla necessità di autorecuperarsi gli alloggi dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. Da là si è cominciati e sono riusciti ad ottenere una legge regionale, quindi delle cose possiamo prenderle. L'autorecupero è una strada, i comuni non hanno i soldi, benissimo, sarà la comunità allora a prendersi cura degli alloggi sfitti. È una cosa che possiamo fare, è una cosa che noi proponiamo da tantissimo tempo ed è una soluzione, però qua perché non viene fatta? Perché non c'è la volontà politica, non ci sono altre questioni, perché si può mettere mano, e la Regione Toscana lo dimostra, si può mettere mano alle leggi e cambiare la condizione esistente. E quanti è che sarebbero disposti a, appunto, insieme ad altri, perché poi le competenze ce le abbiamo, ci mettiamo insieme, di competenze ne vengono fuori tantissime ed è una delle cose più belle, tra l'altro, poi, no? La comunità che si rigenera e autocostruisce il proprio alloggio. Comunità inclusiva. Sì, esatto. Si può fare. Bene, però deve esserci anche una disponibilità dall'altra parte. Questa disponibilità non si vede anche perché poi sappiamo bene che tutta quanta la questione abitativa, purtroppo, è quasi silenziata. Chi è che ne parla? Cioè, quali sono i politici che la fanno come propria battaglia? Cavolo, siamo in mezzo a una delle crisi più grandi che abbia mai attraversato il nostro paese rispetto alla questione degli alloggi. Eppure l'emergenza casa. Sì, sembra non essere un punto nell'agenda politica né di chi governa né di chi ha l'opposizione. Eppure abbiamo bisogno che questo sia uno dei primi punti e dobbiamo convergere lì. Allora è meglio che andiamo a vedere queste attività, anche perché ho invitato, ecco, questi consiglieri, questi assessori sia di Jesolo che di Lignano, per far capire anche l'importanza di offrire al turista un qualcosa di bello, che ce l'abbiamo nel DNA, questa creatività, cosa riusciamo a fare con niente, con la sabbia. Andiamo a vedere queste immagini di Massimo Brini, Natale a Lignano e poi andiamo a Jesolo. Qui cosa stiamo vedendo, allora, Brini? L'ingresso delle presepe di sabbia, sesto ufficio spiaggia. Qui si entra. Qua si entra. Quest'anno il tema è Maria, è un tema molto delicato. Eccolo qua, guardate. Bellissimo, è veramente emozionante e parte da Maria per poi arrivare a un certo punto dove si parla anche della violenza sulle donne. C'era un nastrino rosso dove si vedeva sullo sfondo e sono due facce, una che guarda a destra e una a sinistra, dove la donna da sottomessa si trasforma in donna libera. Veramente molto toccanti. E i pezzi migliori li hanno fatti gli artisti maschi che in questo caso hanno dimostrato una sensibilità veramente particolare, cosa che tanti invece non dimostrano e lo vediamo da tutto quello che succede in Italia nei confronti delle donne. Cosa dice il turista, la persona che viene a visitare? Quanto è forte il legame con la tradizione? I turisti quando escono... C'è chi ha anche in questo giro le lacrime agli occhi perché capiscono l'emotività che è stata messa nelle statue che sono state fatte con la sabbia e veramente hanno avuto solo parole di apprezzamento anche per tutto quello che è stato fatto d'intorno, perché anche quest'anno abbiamo alzato l'asticella rispetto allo scorso anno, visto il successo che abbiamo avuto. E i turisti ormai vedono Lignano come punto di riferimento per passarci i fine settimana, anche perché il mare d'inverno è bellissimo e quindi io invito tutti a vedere perché ti dà quel relax e quella tranquillità che il mare d'estate non sempre ti dà. Allora andiamo a Jesolo, adesso vediamo queste immagini, questa lavorazione dei presepi di sabbia, l'inaugurazione, vediamo le immagini e le commentiamo con l'assessore Alberto Maschio. Ecco qua, al microfono chiuso mi dice, assessore, il microfono. Chiedo scusa. E qui vediamo le immagini di preparazione chiaramente delle strutture, dei blocchi di sabbia che appunto vengono semplicemente compattati senza l'ausilio di alcun materiale, alcuna colla, quindi sono sabbia e acqua.
E chiaramente abbiamo la fortuna di avere un certo tipo di sabbia che ci permette di fare questo, perché la granulosità della sabbia che abbiamo è quella che ci permette di fare questa tipologia di sculture. Ormai siamo alla 23esima edizione, Years Ocean Activity non è neanche più considerabile esclusivamente un evento, un'installazione artistica, è diventato ormai negli anni molto di più. Diciamo che l'appuntamento di qualche anno fa a San Pietro, insomma, è stata un po' la consacrazione anche a livello internazionale, perché quando abbiamo avuto la fortuna e l'onore di realizzare una natività in San Pietro con Papa Francesco, è stato un po' l'apice forse di quella che è diventato appunto un appuntamento annuale imperdibile. Oggi appunto Years Ocean Activity è qualcosa che comunica al mondo. Quest'anno le sculture sono dedicate al Cantico delle Creature di San Francesco. È stato preceduto peraltro da un interessante convegno con la presenza di tutte le tradizioni religiose mondiali, per cui erano rappresentate il buddismo, l'islamismo, era rappresentata chiaramente la religione cristiana cattolica, era rappresentato anche l'induismo, cioè quindi è stato preceduto da questo, proprio perché oggi Years Ocean Activity è un momento di comunicazione, serve a lanciare un messaggio. L'abbiamo fatto negli anni precedenti con l'Ucraina, con la presenza del vescovo vicario di Gerusalemme l'anno scorso, quindi è diventato un momento immancabile per la località, ma è il fulcro di quella che appunto, l'ho sentito dire anche prima dal collega, è il mare d'inverno, no? Una volta era una canzone, oggi sempre più sta diventando una realtà delle nostre località, che non definisco più località balneari ma città di mare. Nel gioco delle parole che sta la differenza sostanziale ormai tra il vecchio modo di concepire le nostre città e quello che deve essere un po' il futuro, al punto che ormai ragioniamo di ordinanze anche balneari cosiddette. Oggi facciamo un'ordinanza per l'inverno, proprio per gestire i flussi, i servizi e l'offerta turistica che vogliamo dare anche in spiaggia durante il periodo invernale. Quindi siamo nel momento dell'inaugurazione. Ormai è un momento molto sentito non solo dalla località, ma dai 150-160 mila ospiti che ogni anno lo visitano. E la cosa più importante forse che non va sottaciuta di questi momenti, di questi eventi, è quello che poi ne risulta, ovvero la raccolta benefica che viene devoluta a ormai decine di progetti di beneficenza e umanitari in giro per il mondo, che è quello che un po' insomma porta la nostra località ad essere quello che è. Quindi insomma ci piace definire un faro. Cosa sto pensando intanto che lei parla? Che magari invece di fare in giro per il mondo, che ce n'è bisogno, per carità, ci mancherebbe altro, ma magari iniziare a investire sulle case da mettere a posto e darle poi a queste persone che verranno a lavorare, perché bisogna pure iniziare da qualche posto. E so che le esigenze sono molte, io mi collego col mondo, perciò capite che parla una che sente il QAM, che sente Emergency, che sente tutti, perciò capisco, però capisco anche che bisogna che iniziamo a vedere, voi amministratori, anche cosa c'è da fare anche nelle nostre realtà, perché veramente siamo in forti. Cosa pensi di questa idea che ho di investire magari su certe strutture per dare magari il prossimo anno un tetto, non trovarli per strada queste persone che lavorano, cercare di fare comunità, di unire le forze, ecco, metterci attorno un tavolo. Io ad esempio, e ve lo dico ai due amministratori, ho avuto ospite un ragazzo, avevo anche la Confartigianato, il quale sono andata a trovarlo, è un ragazzo di colore con la pelle scura, avevo anche un prete quel giorno là, e quando gli ho chiesto, così si parla un po', cosa sai fare? Il saldatore. E la Madonna, ho detto, il saldatore? Ma stai scherzando? Mi piace, è il mio sogno. Ma come, ho detto? E lei il lavoro, hai mandato le mail, hai cercato? Sì, sì. E la risposta? Mai avuta. Come mai avuta? Quante lingue sai? 2. Perfetto. Viene la Confartigianato e dico, è successo questo? No, Mirella, mica possibile, no, non è vero, non ha mandato niente, no. Prendo la mail. Ma dico, Don, come mai questa cosa, secondo lei? E il Don mi dice, ma è semplice, Mirella, la pelle scura?
Allora capite che io sto cercando invece di capire e di vedere chi ha voglia di lavorare, chi si comporta bene, ecco, cercare di supportare questo bisogno che abbiamo, perché tutti cercano lavoratori. Ma come fa non trovare lavoro un saldatore? Ma come si fa a non dare risposta a un ragazzo che sa 2 lingue, una persona proprio per bene? Poi l'ha trovato il lavoro, ma ha dovuto venire qua. Cioè ho dovuto fare io l'appello e poi è riuscito Cioè capite che non riesco a capire questi uffici che non si parlano, che tutti passano il cerino. Bisogna avere sempre la persona, Massimo Brini, avere appunto il sindaco di Jesolo, l'assessore che abbiamo questa mattina e altri con una certa sensibilità e dire no, bisogna che uniamo le forze per capire cosa, perché in futuro dobbiamo pur parare con queste persone, perché altre non le abbiamo, proprio non ci sono. Cosa dice Massimo? Di iniziare a investire anche su quello che si può investire magari per il prossimo anno, di trovare anche uno spazio per queste realtà, perché io penso che dormire in strada, guardate che io li ho visti, anche... Cioè, è terribile, guardate che è terribile. E chi sono quelli che portano un pasto caldo, una coperta? I nostri giovani. Non sono i diversamente giovani, che magari si arrabbiano anche quei giovani che fanno determinate cose, che lo fanno anche per il loro benessere. Brini? Noi non viviamo questo problema, non ce l'abbiamo fortunatamente, e gli utili, fra virgolette, quello che viene dato in beneficenza, servono per un progetto per fare una casa proprio per i ragazzi con una diversa agilità, come dici tu, tipo fattoria, quindi con gli animali, questo e quell'altro. La zona è già stata individuata. Appena ci saranno le economie necessarie, a Lignano però, per i diversamente agili va benissimo. Sì, sì. Per Gaia cosa dici? No, beh, ma che ci siano delle risorse che possono essere stornate, su questo non c'è dubbio. E devono essere stornate a tutti quanti i livelli. Prima, arrivando qua, stavo leggendo un'intervista del presidente dell'ATER, la provincia di Treviso, che diceva: noi non siamo un ente sociale, ma mi chiedo, ma cosa deve essere l'agenzia territoriale per l'edilizia pubblica? Deve essere purtroppo è un'azienda che deve avere utili, no? Però non dovrebbe essere questo. Quindi io credo che il problema, cioè sicuramente appunto si possono stornare delle risorse e via dicendo, ma io credo che il problema sia proprio strutturale. Andiamo a guardare come va, ma senza andare tanto lontano. Attraversiamo il confine, l'Austria è uno dei paesi che ha più case popolari in Europa. Ma proviamo a vedere. L'Austria. Proviamo ad andare un po' a vedere come funziona lì, no? E proviamo a costruire le cose diversamente. E chi occupa uno spazio istituzionale ovviamente ha una possibilità, per quanto poi questo dipenda anche dal livello, insomma, di istituzione che si occupa, però è una possibilità non indifferente. Rispetto a quello che dicevi prima, il fatto che la comunicazione, se esiste, è insufficiente o forse volontariamente insufficiente, è un dato di fatto. Noi ci ritroviamo a far noi le liste delle persone in strada e scrivere da dove arrivano, il giorno in cui, se sono straniere, hanno fatto il permesso di soggiorno, oppure da quanto è che vivono in strada, se sono italiani, dove stavano prima, dove non stavano prima, perché la prefettura o il comune pare che non abbiano questi dati. Ma com'è possibile? Ma cosa pretendete che facciano i comuni cittadini? O meglio, se lo pretendete, allora però lo facciamo a modo nostro, ci auto-organizziamo e le cose vanno in maniera completamente diversa da quello che l'istituzione sta facendo. Un posto ce lo prendiamo con i mezzi che abbiamo e proviamo a costruire delle esperienze che vadano ben oltre cose ignobili come la caserma Serena di Casier. E questa è Gaia Righetto. Allora sentiamo come ci saluta e come commenta anche quello che ha sentito l'assessore al turismo di Jesolo, Alberto Maschio. Assessore, allora quale futuro? Ecco, investire, importanza di questa parola, abbiamo gli investitori, abbiamo i mecenati, voi siete molto potenti, io lo dico sempre, l'imprenditore vi guarda con un occhio di riguardo perché ha bisogno di voi l'imprenditore, non c'è niente da fare, siete voi che avete il coltello dalla parte del manico, non l'imprenditore, attenzione. Perciò se voi, secondo me, bussate un po' più forte, forse risponderanno in maniera anche più consistente. Allora, premesso che anche noi siamo una località fortunata, mettiamola così, e quindi
certe tematiche non le viviamo, fortunatamente gente che dorme per strada non ce n'è, è pur vero che comunque come località investiamo cifre piuttosto considerevoli, forse tra le più alte della provincia di Venezia nell'ambito sociale. Quindi anche voi avete il banco alimentare, vero Assessore? Avete il banco alimentare anche voi? Sì, abbiamo un banco alimentare. Sì, no, anche per far capire che anche là c'è povertà, perché sì, devo anche dirle queste cose. Vabbè, noi peraltro, giusto per riagganciarmi alla questione dei presepi, noi poi abbiamo il presepe e le sculture di ghiaccio, che anche quelle fanno una raccolta benefica ed è organizzato in centro storico, fa decine di migliaia di presenze e per esempio tutto il ricavato di quelle iniziative invece va nell'ambito delle azioni di sostegno che vengono fatte qua sulla località, quindi i progetti più local per esempio vengono finanziati già con quello, oltre ripeto a un capitolo molto consistente della parte sociale del comune di Jesolo. Stiamo cercando di rimettere mano al regolamento ERP perché è un regolamento vecchio, va messo mano, dopodiché ripeto, non credo alle soluzioni facili, credo nei percorsi e negli obiettivi ben chiari e nei percorsi creati per arrivare a quegli obiettivi. Il problema abitativo lo abbiamo, ma è legato al turismo. È pur vero che lo stesso turismo è quello che utilizziamo per il benessere della nostra località e della nostra comunità, perché se riusciamo ad erogare servizi di alta qualità a costi ridicoli, dico ridicoli perché rispetto al costo reale oggi che è aumentato, la quota di compensazione del comune, dell'amministrazione comunale sulle mense, sul trasporto scolastico e su vari altri servizi, noi abbiamo ancora una colonia fortunatamente comunale, è sopra il 70%, quindi riusciamo a coprire questo grazie a cosa? Grazie al turismo. Ora, far convivere il fenomeno turistico, i flussi turistici con una località che vuole vivere bene e non subire il turismo, questa è la grande sfida, penso un po' di tutte le località, ma insomma abbiamo appunto un G20 delle spiagge che si occupa proprio di questo perché è un tema abbastanza diffuso in località cosiddetta fisarmonica, però l'attenzione e il focus sul fatto che il turismo deve essere uno strumento per far vivere bene la località e i propri cittadini, questo direi che è piuttosto chiaro per noi. Poi declinarlo infatti, ripeto, il regolamento ERP è uno di quelli, ripeto, certe situazioni limite fortunatamente non l'abbiamo, il fatto di creare una edilizia che guardi al residente, devo dirvi che però in realtà sta già avendo luogo perché si iniziano a vedere investimenti interessanti sulla parte del centro storico che quindi non hanno il fine turistico e per cui riescono a dare una risposta ai nostri concittadini, alle giovani coppie che cercano abitazione. Grazie Assessore, veramente grazie ad Alberto Maschio, Assessore del Turismo, di essere stato con noi. Vedremo, vi inviterò il prossimo anno. Grazie a voi. Chissà tutti e tre, così vedremo cosa ci racconterete, cosa è riuscita a cambiare la politica, perché abbiamo bisogno di una buona politica, di una politica soprattutto competente che sappia anche toccare i temi reali di questo paese, perché siamo in una forte emergenza. Guardate che non ve lo dicono, ma ve lo dice Mirella, guardate che c'è un'emergenza a casa che fa spavento. Assessore Brini, come ci saluta, con quale messaggio? Beh, intanto saluto anche Alberto che domani vedrò in videoconferenza con il G20 dove parleremo della Forse nuova è meglio legge. Cambiare la sigla, per sto giro porta mica tanta fortuna, porta un fiato di sfiga secondo me, bisogna cambiare la sigla. Ecco, la dico perché ormai le devo dire, bisogna cambiare qualche parola perché non rimaniamo sempre fermi. Ma noi ci troviamo abbastanza bene e comunque domani parleremo degli sviluppi della legge nazionale per le località turistiche che, come diceva Alberto, siamo delle località, delle città veramente di mare, ormai non più le famose località balneari che venivano vissute solamente nel periodo estivo, ma ormai stiamo cercando, e questo è uno dei temi trattati nel G20, di essere operativi tutto l'anno per dare tutta una serie di servizi ai cittadini, ha detto benissimo Alberto, che in tante altre località, fra virgolette, se li sognano a prezzi veramente molto bassi. Proprio devi fare una tariffa perché sennò la Corte dei Conti interviene e punisce il comune e quindi ti condanna a risarcire quello che non incassi, ma incassi proprio la tariffa minima prevista dalla legge, dando dei servizi
veramente anche di qualità. Grazie anche a Massimo solo Brini. approfittare per fare gli auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori, grazie, a Massimo. te, a Gaia e a tutti quelli che insomma... Andremo tutti a Lignano, andremo a Jesolo a vedere cosa vuol dire essere sfigati, nascere sfigato, perché ieri al Banco Solidale e più di qualcuno sentivo sta parola, mi è suonato sfigati a volta. Cosa vuol dire nascere sfigati e non avere nessun supporto, Gaia? Allora, mi viene riprende le parole di una persona che è morta poco tempo fa, cosiddetto, conosciuto in città come Gigi Politica, no, che ha detto, cioè, nascono i fiori storti, no? E anche lui diceva, quelli che mi girano attorno, con cui mi confronto, spesso sono fiori storti, però anche i fiori storti vedono il sole e prendono l'acqua. Nascere sfigati vuol dire, ok, non ho gli stessi mezzi di chi invece magari è nato con la camicia, di chi problemi non ne ha, o anche di chi magari poi i problemi li ha dovuti comunque in qualche modo affrontare, ma aveva dei mezzi completamente diversi. E in questo paese, come un po' tutto il mondo, però poi l'Italia, lo sappiamo, in Europa è fanalino di coda da questo punto di vista, c'è troppa gente che nasce sfigata. Quali sono le soluzioni per le persone che nascono sfigate? Da un lato ovviamente deve esserci una risposta politica, e la risposta politica non può, cioè i tempi, le persone, abbiamo una vita sola, non ne viviamo mica, cioè per quello che ne sappiamo, la certezza è che una ne abbiamo e abbiamo bisogno delle risposte adesso, non è che possiamo aspettare i tempi mastodontici di chi ci governa. E dall'altro però, secondo me, nascere sfigato ti dà anche la possibilità di costruire dei legami che chi nasce con la camicia non credo che abbia la stessa forza. Grazie anche a Gaia Righetto, questa splendida donna sempre in prima linea che ci mette sempre la faccia, ognuno a casa fa le proprie riflessioni, siamo in democrazia, però capite bene che essere in prima linea è diverso da criticare a casa comodi, tranquilli su un divano o su una poltrona. Grazie ai miei ospiti, pubblicità proprio forato. Siamo arrivati qui alla fine del 1700 da Roana, sull'altipiano di Asiago, per continuare il nostro mestiere di lavoratori del legno. Quante fatiche, quanti stenti hanno dovuto sopportare i nostri padri per trasformare i grandi faggi del Cansiglio in scatole, in contenitori. Sì, perché era quello il nostro lavoro. Fin da piccoli ci dicevano: ricordati che sei cimbro. La certezza delle mie origini mi ha aiutato a vivere meglio. Eravamo in tanti ed eravamo orgogliosi del nostro lavoro.
foresta era la nostra casa e noi, liberi, ci vivevamo. Eravamo in armonia con l'ambiente. Ci insegnavano fin da piccoli a capire il linguaggio della foresta, a capire i segnali del tempo. La famiglia, la famiglia. La famiglia era una cosa importante. Ognuno apportava il proprio contributo al lavoro quotidiano, anziani e bambini compresi. Dalla sua unità, dalla sua compattezza, dipendeva l'esito positivo del futuro. Anche la religione era molto importante. Ogni giorno era accompagnato dalla preghiera delle donne e dei bambini. Gli uomini invece vivevano in silenzio e con dignità la loro preghiera quotidiana, fatta di stenti, fatta di lavoro, fatta di fatica. Poi venne il progresso, cominciò l'era della plastica e così abbiamo dovuto abbandonare il nostro lavoro. Veramente bellissime queste immagini, sentì proprio il profumo della natura, dell'erba, dei fiori, del bosco, di questa foresta meravigliosa che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa, che è il Cansiglio. E ringrazio Lino Azzalin, presidente CIMBRE del Cansiglio, di essere qui questa mattina per commentare anche questo video. Ringrazio anche Domenico Presti, sindaco di Arcade. Stanno tornando i sindaci come tutti gli anni, anche a fare gli auguri. Sono quelli nel territorio, quelli che prendono meno di tutti, quelli che sono sul pezzo, sono responsabili di tutti, compresa la salute pubblica, con mezzi veramente scarsissimi, ma però cercano di investire quel che possono per il bene della comunità. Allora, impartirei proprio da lei, Azzalin. Cosa abbiamo visto? Queste famiglie che si radunavano, questi bambini che conoscevano i fiori, le erbe diventando grandi, il profumo della natura. Un piccolo spaccato della vita che facevano i cimbri a quel tempo, cioè lavoravano in foresta, nel bosco, da una pianta di faggio ricavavano delle assicelle sottili che servivano, poi piegate opportunamente con varie misure, servivano per fare contenitori per gli alimenti, setacci, erano definiti tamisieri o scatolai proprio perché facevano questo prodotto. È iniziata questa attività dalla fine del Settecento, quando siamo arrivati in Cansiglio, provenienti tutti dai 7 comuni di Asiago, da Roana precisamente, un paese di Asiago, e facevano appunto questa attività. Abbiamo visto che le piante che abbattevano, da questa pianta si ricavavano queste assicelle. Abbiamo visto la vita comunitaria in famiglia, dove ogni famiglia praticamente era una piccola impresa artigianale che costruiva un prodotto e poi qualcuno lo commercializzava. Avevano un fiorente commercio che partiva qui dal nord Italia fino alle coste dell'Africa, tutto lungo la costa dell'Istria, della Croazia e giù fino in Albania, perché ci sono state famiglie che si sono trasferite in quelle zone per fabbricare questi prodotti. Allora, Azzalin, volevo anche un suo parere, Azzalini, su quello che ha diviso un po' l'Italia, su questa famiglia che viveva con questo rudere nel bosco, con questi bambini, che vogliamo anche capire chi ha vissuto, chissà di cosa si parla, perché è facile criticare se non sai o non provi. Ecco, lei come ha vissuto questa storia che ha diviso l'Italia tra i favorevoli e i contrari, anche addetti ai lavori? Ma la mia è una storia proprio del tutto particolare, perché in Cansiglio abbiamo tuttora in corso la diatriba con lo Stato per l'uso delle case e delle abitazioni. Vorrei ricordare che, in proposito, quando la foresta era nella Repubblica Veneta, e qui partiamo dal 1400, quando è stata dichiarata inalienabile da parte della Repubblica Veneta,
c'erano le compagnie dei arboranti e dei remieri che lavoravano in foresta, però a fine giornata lavorativa queste compagnie dovevano tassativamente abbandonare il bosco. I cimbri sono stati i primi abilitati ad abitare in modo permanente nella foresta in virtù del fatto che facevano questo prodotto esclusivo con il legno e che le piante di faggio caduta la Repubblica Veneta non erano più utili al demanio proprio per l'utilizzo e per l'approvvigionamento del legname, non rendevano più i faggi, no? E i cimbri invece lavoravano i faggi. Erano di prima scelta, però li pagavano anche 5-6 volte il prezzo di commercio che era a quel tempo. Pur di avere quel legno là. Pur di avere quel legno, perché bisogna avere un faggio di prima qualità, diritto, senza nodi. Cioè, i faggi sono secolari in Cansiglio. Dobbiamo pensare che quando si facevano i remi per Venezia, da una pianta di faggio che misurava una certa dimensione doveva avere come minimo dagli 80 ai 120 anni. Esatto. E ricavavano 4 faggi, 4 remi ad ogni pianta di faggio. Ogni faggio 4 remi. 4 remi al massimo 6. Poi c'è tutta la storia che riguarda il trasporto all'Arsenale di Venezia, via fluviale. C'erano il Piave e l'Ivenza, quindi trasportavano a Venezia le piante. La storia dei zattieri, quindi c'è tutta una storia dietro la gestione della foresta del Cansiglio. Noi cimbri siamo in quasi gli ultimi 200-300 anni, perché parliamo dalla fine del Settecento, però la foresta è stata acquisita da Venezia attorno al 1400. Sentite quante cose imparate questa mattina col nostro Azzalini. Abbiamo Daniele da Vedelago. Ciao Daniele. Sì, buongiorno a tutti gli ospiti, faccio presto. Una domanda solo e una risposta. A cosa serve andare a abitare sul bosco se dopo ti porti via i figli? Come che abbiamo visto portavi i giovani, ti porti via i figli. E ora serve il bosco. Buongiorno e buon Natale. Grazie Daniele, anche a te e alla tua famiglia buon Natale. Allora qui interviene Domenico Presto, sindaco di Arcade, perché su queste cose il sindaco è sul pezzo, responsabile della salute pubblica, bambini, servizi sociali. Prego sindaco, come rispondiamo al nostro Daniele? Beh, intanto prima di portare via i bambini e la famiglia, Mirella ne passa, insomma, penso che si prova di tutto prima per lasciare i bambini in seno alla famiglia. Credo che sia l'ultimo delle misure che debba prendere un'amministrazione pubblica, fermo restando che qui non è il sindaco che decide o l'assistente sociale, ma assolutamente, anche se poi la colpa ricade sui servizi sociali, ma è un giudice che emette un'ordinanza per portare via i bambini. Ovvio che lo fa sulla scorta di quello che gli viene anche riferito dai servizi sociali. Ora, ovvio che uno deve mettere comunque in atto tutte quelle misure, quegli strumenti per fare in modo che questo non accada. Ora, nello specifico, io so quello che sanno tutti quanti, che ho appreso ovviamente dai media riguardo a quella famiglia nel bosco. Noi purtroppo non abbiamo una visione della vita, un canone di vita che tutto ciò che per noi è diverso, è alieno e quindi va combattuto. Io credo che comunque uno possa anche avere il diritto e la libertà di poter scegliere anche come vivere, no? Se garantisce ai propri figli un pasto caldo, garantisce un letto e garantisce comunque anche, come in quel caso abbiamo visto che c'era, da quello che io ho letto, che l'istruzione comunque ai figli era garantita, non ho capito il perché poi gli siano stati appunto comunque tolti. Non è una cosa comunque che ancora anch'io mi chiedo, perché ripeto, quando fai un tipo di attività di questo genere qui, credo che il fatto di traumatizzare un essere umano poi è un trauma comunque che ti rimane per sempre dentro, quindi la valutazione deve essere fatta in maniera molto attenta e il sociale è una materia da trattare come la nitroglicerina, con molta cura, perché si ha a che fare con la vita delle persone e non parlo solo dei bambini, ne parlo in generale, parlo di anziani, parlo delle persone in difficoltà. Io in questo momento
oltre ad occuparmi del paese, quindi come giustamente Mirella sottolinea, il sindaco ha anche la responsabilità della sicurezza, della sanità, di tutto ciò che riguarda la vita sociale di una comunità all'interno del comune. Io sono anche responsabile dei servizi sociali, perché non ho la figura di riferimento, quindi l'APO oggi responsabile sono io. Quindi mi occupo in prima persona ancora di più rispetto a prima da sindaco di seguire tutti i casi. E quindi toccando con mano tutto quanto, posso garantirvi che non è semplice comunque dire togliamo la famiglia comunque non va bene, gli togliamo i bambini. Prima ci sono un sacco di attività e un sacco di cose che si possono fare. E io credo che uno quando si amministra, quando si fa un qualsiasi ruolo sociale o di delicatezza, la cosa importante comunque non sia solo agire con in mano la legge, la norma e il libretto, ma si debba anche mettere il cuore e il buonsenso in queste cose. Allora, è vero Domenico Presti, però è anche vero che noi abbiamo delle regole. Quando tu abiti in una casa devi avere l'abitabilità, perché sennò la casa non te la... Certo. Anche se è nuova, ma se non c'è l'abitabilità tu non puoi entrare. Queste persone sono arrivate dall'estero, hanno fatto questo acquisto, giustamente, hanno comprato questo rudere, però poi dettare tu le regole che vuoi, anche no, perché non si può. Cioè la legge lo vieta, Sicuramente sì. Specialmente se hai dei minori a carico. Allora io vorrei capire a questo punto chi deve rispettare le leggi e chi invece, con la scusa che il minore è piccolo e va tutelato, creiamo traumi. Ecco, io penso che prima di fare questo si doveva, e qua il sindaco a monte, capire che nel momento che questa famiglia acquista questo rudere non può andarci ad abitare finché il rudere non è a posto. Ecco qua il controllo. Ecco il controllo che qua in Italia come sempre arriva dopo, quando la pera è caduta, e qua succede il finimondo, perché poi non sai più da che parte prendere questo caso, anche perché è l'opinione pubblica che è molto attenta a queste cose. Penso a una cosa, Mirella, mi permetta. La soluzione alternativa a portare via i bambini poteva essere trovare un alloggio magari temporaneo a carico del comune per non dividere la famiglia, perché poi non è che i bambini fossero maltrattati, perché se tu i bambini c'è violenza e sono maltrattati è chiaro che d'imperio devi comunque dire al giudice la situazione e quindi il giudice provvede a portarli via, allontanare dalla famiglia. Ma se c'era una situazione di, chiamiamo di igiene o di faccende comunque che riguardano l'abitazione, quindi ci sta che il comune deve controllare quant'altro, però poteva essere trovata una soluzione a carico dei servizi sociali dal punto di vista economico di spostare provvisoriamente la famiglia tutta intera su un fabbricato magari a pagamento per quanto riguarda comunque le spese da parte del comune, imporre alla famiglia da un termine entro il quale adeguare l'abitazione per poi farli ritornare, e non avremmo visto tutta questa storia finire sulla stampa, finire sui giornali. Però il sindaco, come dice lei, aveva fatto questo, aveva offerto un alloggio a questa famiglia, la quale non ha accettato. Non ha accettato questo alloggio, mi sembra che sia vissuta in questo alloggio per pochissimi giorni e poi è ritornata nel bosco. Ecco, io non ho seguito, quindi ecco, ha fatto il suo dovere. Ha fatto il suo dovere e l'ha detto chiaramente. A Salini quello che non riesco a capire, perché poi puoi trovare tutte le scappatoie che vuoi, le riflessioni che vuoi, ma se nel momento tu prendi questo rudere e finché non è a posto tu non puoi entrarci, avevo risolto tutti i problemi. Cos'è il controllo in una foresta? Si può fare quello che si vuole in una foresta, si può prendere ad esempio una casa, anche se è un rudere, andarci ad abitare infischiandosene delle regole che abbiamo. Come funziona? Perché qua sembra che sia tutto lecito, puoi fare quello che vuoi, poi arriva la mazzata, arriva la legge, arriva tutto quello che dovrebbe essere stato fatto a mio avviso prima, nel momento che sai chi ha acquistato, nomi, cognomi, tutto, e vedere come fare, perché poi si innesca un meccanismo che non ne viene più fuori, crei traumi ai bambini, genitori, opinione pubblica divisa, il caos totale. Praticamente però questa casa è un rudere e non è abitabile, questa è la verità. Prego. Sì, ma il caso di questa casa nel bosco è assolutamente
diverso da quello che è la foresta del Cansiglio, diciamo così, perché la foresta del Cansiglio è tutelata da leggi demaniali dello Stato e della Regione, perché adesso sono 3 i proprietari della foresta del Cansiglio, c'è il demanio dello Stato, il demanio della Regione Veneto e il demanio della Regione Friuli. Però non si può costruire né fare niente nella foresta del Cansiglio. Ci sono dei casolari, dei ruderi nella foresta? Sì, sono i casoni, i cimbri che parlavo. E si può entrare e fare quello che si vuole? No, bisogna rispettare le regole forestali stabilite da leggi dello Stato. Poi parliamo di una foresta appartenente allo Stato e appartenente alla Regione, quindi tutelata sotto tutti gli aspetti. Anche legali, amministrativi? La casa nel bosco è stata una questione, a mio parere, strumentalizzata politicamente, perché qualcuno cavalca la tigre in un senso, l'altro nell'altro, e ognuno fa i propri tornaconti. Quindi la questione però che se fosse la regola applicata, cioè se la casa non è agibile, non puoi entrare. Tanto semplice, non so, dobbiamo dirlo noi. A me pare che sia così. Allora, com'è la foresta del Cansiglio nel 2025? Cos'è che la preoccupa? Ci sono delle belle speranze, questa natura che si rigenera da sola, questo mordi e fuggi continuo nel fine settimana? Questo è un aspetto da valutare, c'è questo turismo d'assalto domenicale dove arriva una popolazione intera che si sposta, va in Cansiglio, diciamo così, perché io non ho mai visto, ad esempio, nel periodo cosiddetto del foliage, cioè il cambiamento stagionale in cui le piante assumono colorazioni, cadono le foglie, adesso si chiama foliage alla francese, perché foliage. Appunto. Poi c'è il bramito dei cervi, c'è tutto questo assalto di sabato e domenica, e anche alla sera, quando c'è il periodo del bramito, che i cervi dovrebbero essere lasciati tranquilli, vanno lì con pile, con fari e quant'altro a disturbare, creare, perché l'animale in quel periodo è sotto stress. Io l'ho invitata anche per questo, Azzalini, faccia un appello, perché come dice lei, cominciano a sentire dei numeri che veramente fanno impressione. Ecco, non si può, bisogna iniziare a avere rispetto per questa foresta, per questi animali. Poi il problema attuale è anche questo, mentre prima, quando la foresta era un'unica entità amministrata dallo Stato, c'erano la presenza costante del corpo forestale dello Stato, il sabato, la domenica, qualsiasi giorno c'era sempre. Adesso sì, ci sono 2 forestali, ma curano solo la parte di loro appartenenza, come credo sia giusto sia così, però c'è l'abbandono il sabato e la domenica di tutta la parte, diciamo così, che non c'è più il controllo che c'era una volta. Esatto, non c'è più. Allora sentiamo anche Domenico Presti, invece, questo sindaco che sta investendo in cose molto importanti, forse anche hanno aiutato i fondi del PNRR, o sbaglio, sindaco? Allora, noi abbiamo portato a casa già da subito, nel mese di maggio del 2023, sono riuscito a portare a casa, andando da AVEPA, che sono sempre fondi europei, 1 milione di euro a fondo perduto, per mettere in funzione nuovamente, dal punto di vista energetico e strutturale, il nostro parasport. Quindi lì abbiamo messo 3 milioni di euro di investimento, ma verrà una struttura sotto l'egida del CONI, all'avanguardia, perché abbiamo realizzato con un contributo della regione di circa 40.000 euro un ascensore che permetterà anche il gioco sul campo, Mirella, ai diversamente abili. Ecco, quella è una cosa comunque che voglio sottolineare, è una struttura che è per tutti, che non è facile trovare strutture come quelle che noi stiamo realizzando, sia a partire dai bagni, dai servizi, e anche sul campo da gioco, cioè poter scendere con l'ascensore e poter giocare dentro questo campo e anche assistere anche alle partite. Poi ho portato a casa 640.000 euro di fondi PNRR e stiamo realizzando la mensa dei bambini, che contiamo anche poi di far utilizzare sia alle famiglie che alle associazioni come struttura polifunzionale, perché noi oggi ad Arcade una struttura da poter dare alle associazioni o alla famiglia per fare una festa non l'abbiamo. Gli arcadesi sono costretti a prendere e a noleggio le strutture di altri comuni, e non è una cosa bella che dobbiamo migrare fuori, quindi ne avevamo anche bisogno. Per la struttura crea comunità poi. La struttura crea comunità, la struttura comunque poi dà un servizio, permette anche ai nostri bambini delle scuole che oggi
oggi mangiano su un prefabbricato dove l'odore del cibo magari di 2 giorni prima si impregna e i bambini magari dopo 2 o 3 giorni mangiano ancora con l'odore del cibo che ha mangiato 3 giorni fa, senza contare poi che a volte si trova anche la condensa perché lo sbalzo di temperatura, quindi bisogna asciugare. A proposito di norme, di regole che si parlava prima. Quindi era un obiettivo che ci siamo dati, che abbiamo messo nel programma elettorale, che abbiamo rispettato comunque al pari del Palazzetto dello Sport, anche se qualcuno dei miei, delle minoranze, ha detto che una struttura sportiva non serve. Io credo che il baluardo essenziale per i nostri giovani ancora oggi assolutamente sia lo sport, sia quello insieme alla cultura. Abbiamo per esempio ma si fa solo che tipo di sport su questo? Tutto si può fare, Mirella, tutto. Deve ancora iniziare? Tutto, stiamo finendo gli arredi, io conto di farlo ripartire già la prossima stagione, in febbraio vorremmo aprire e comunque invito anche, perché l'idea era quella di dare proprio un segnale, di fare un evento con la disabilità. No, sa perché le chiedo? Perché io ho un amico che veramente, ecco, si chiama Giancarlo Rossi, è presidente del baseball anche femminile, che non riesce a trovare un campo dove giocare anche se è primo in classifica. Io lo trovo scandaloso. No, non è vero, perché il calcio trova sempre spazio, non si sa il perché, ma il calcio non un campo, neanche 2 o 3. Allora io vorrei anche capire che forse dovremmo dare opportunità, perché sempre di sport si parla, ecco, sempre, anche e soprattutto anche di uno sport femminile molto importante, ecco, di iniziare anche, e lo dico a tutti gli amministratori, di cercare di aiutare anche altre discipline sportive. Spiego il perché. Allora, noi adesso, quando la struttura sarà pronta, il Palazzetto dello Sport, noi faremo un bando, quindi chi si aggiudicherà la gestione, noi chiaramente mettiamo delle regole all'interno, ma poi il gestore decide. E i costi? I costi si ricarica il gestore. Noi diamo un contributo, il gestore si fa carico delle utenze e della pulizia, manutenzione, cioè come fosse una ma sorta... non sono costi alti? Ma non lo so, dipende comunque dall'utilizzo comunque che ne fa. No, perché sennò... E poi noi abbiamo un tariffario, c'è un tariffario per legge che il gestore deve comunque poi applicare, non può decidere di far pagare a lui di più di quello che è previsto all'interno del tariffario che il comune impone all'interno del bando, quindi su queste regole. Poi se il gestore dà lo spazio di più al calcio piuttosto che alla pallavolo, piuttosto comunque che al basket o al tennis, quello è un problema suo, quindi è qui adesso che noi stiamo cercando di ragionare, di costruire un bando fatto bene che metta il gestore nelle condizioni, a quello che noi come amministrazione vogliamo, di dare spazio a tutte le attività sportive del territorio. E questo mi fa piacere. Oltre ai 650.000 euro della mensa, che l'importo lavori di 800.000 euro, abbiamo portato a casa un'altra bella chicca. E abbiamo portato a casa quasi 600.000 euro di fondi PNRR e stiamo creando l'asilo nido, che non l'avevamo. E quindi il nido è 1.250.000 euro. Anche qui qualcuno ha cercato Ma se non si fanno più bambini? Si fanno i bambini, perché adesso il nostro paese è diventato attrattivo e quindi le famiglie, noi offriamo un servizio che abbiamo un palazzetto dello sport, comunque più una struttura e una palestra, 2 campi da gioco per il calcio. Abbiamo messo appunto la mensa, che sarà un servizio comunque polifunzionale per le famiglie e le associazioni. Il nido insieme alla materna diventa un servizio comunque abbastanza ampio. Abbiamo la possibilità, abbiamo creato da poco una scuola di musica per i bambini. E per i diversamente giovani? Per i diversamente giovani comunque abbiamo una struttura di anziani, però posso dire una cosa, io dico alla gente iscrivetevi al centro anziani, che facciamo delle attività, nessuno si sente vecchio, nessuno viene, mentre in realtà quello è un modo per socializzare, per essere creativi, per fare anche delle attività che facciano mettere in funzione comunque le sinapsi della nostra testa e del cervello, perché noi, dico sempre, che noi siamo qua dentro. Bisogna trovare il capofila, allora arrivano anche gli altri, funziona così. Ma facciamo fatica, io frequento comunque, perché io le mie associazioni le vivo intensamente, i pranzi, domenica a pranzo con gli artiglieri, domenica prossima sono a pranzo con gli anziani, quindi vivo continuamente, faccio degli appelli continuamente, Mirella, invece di andare in osteria oppure stare da soli in casa, ritroviamoci, andiamo al centro anziani, troviamoci, se siamo in tanti possiamo fare attività. Io ho sempre detto, mi piacerebbe che facessimo dei corsi di ballo, ma devono essere in parecchi.
Adesso rimettiamo di nuovo le bocce che l'ho creato anni fa, poi nel disuso lo ridiamo di nuovo. Ieri è partita un tratto di ciclabile che lega Madonnetta, la nostra località, al paese. In circa 2 anni, poco più, 5 milioni e mezzo di investimenti in un comune di 4.600 Sindaco, anime. il problema è che bisogna capire anche cosa si è seminato nel territorio, nel senso io ho avuto un'associazione di Mogliano per i diversamente giovani, come li chiamo io, ha 1.200 soci che praticano questa struttura, perciò vuol dire Bellissimo. che è importante, prego, Salini, prego. Ci mancherebbe, l'ho invitato apposta. L'esperienza che ho nel mio territorio, prego, un comune abbastanza piccolo, meno di 4.000 abitanti ultimamente, però abbiamo due cose per gli anziani. Una si chiama arcobaleno, si trovano, giocano a carte, una forma di coesione, diciamo così. Poi l'altra è l'università degli anziani, cioè ci sono docenti volontari che fanno scuola, chi parla di storia, chi... È l'Auser che lo fa? Sono volontari lì del paese? Sì, del paese. Bello? Molto gente bello. Naturalmente molto preparata. Abbiamo Sindaco, docenti. prenda nota. No, ma lui è a Spresiano, per esempio all'Università della Terza Età, perché ha una maggiore utenza. Cioè, io creerei anche l'indotto per fare questo, ma non c'è risposta. Noi abbiamo fatto in 2 anni e mezzo, Mirella, una serie di eventi culturali che non sono stati mai fatti nel nostro paese, ma tantissimi. Abbiamo portato dove viene la Elettra Marconi, la figlia di Marconi, poi è stata male, ma è venuto il nipote di Guglielmo Marconi nel centenario e non abbiamo avuto grande risposta. Abbiamo fatto il centenario della morte di Corazzin. Giuseppe Corazzin è stato un personaggio poliedrico dal punto di vista politico, in 35 anni di vita quest'uomo ha fatto cose straordinarie, è un arcadese, ma la risposta che abbiamo avuto dal paese è poca cosa. Presentiamo libri, facciamo adesso col teatro, l'auditorium è un piccolo teatro, Livio Celotto e Lorenzo Grosso, attraverso la donazione di questi 2 signori ci venuti a mancare, vive una vita intensa. Noi abbiamo avuto del teatro 4 sere sold out, con gente che veniva anche da fuori della nostra comunità. Quindi voglio dire, con la cultura si fa fatica, ma la mia battuta è, quando dico pubblicamente, noi siamo la goccia che scava la roccia, noi insistiamo fino a che non riusciamo a coinvolgere quanto più persone possibile, perché cerchiamo io dico, certo. Non si cura solo l'anima, si cura del paese attraverso comunque anche le attività culturali, si curano le strutture, sì, sono importanti, le strade, i palazzi, ma gli la edifici, persona che ma sono il cuore, l'anima delle persone che va curato. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Ciao. Bravi questi 2 signori, il signore del Consiglio che io conosco perché sono andata tante volte ancora quando ero un po' più giovane in Friuli, avevo degli amici, ho fatto un po' di giri, e il sindaco. Volevo dire una cosa Mirella, nella trasmissione di ieri, sai che io ti seguo quando posso, sono inchiodata qua ho sentito, si parlava dei ragazzi, no? Che la rabbia purtroppo fa fare delle cose brutte, la violenza, che poi si spera sempre che non sfoci in cose ancora più gravi. Però io penso una cosa, Mirella, questo è il mio pensiero, bisognerebbe con persone preposte far capire a questi ragazzi che la rabbia sì, però bisogna saperla anche gestire la rabbia, Mirella, perché non è perché io ho rabbia tutto è permesso, io avrei dovuto strozzare mia mamma, cioè bisogna imparare anche ad avere un autocontrollo. È chiaro che bisogna insegnare a sti ragazzi, non è che uno, poi dipende dal carattere, quello più tranquillo, quello più fumantino, quello che basta un cerino acceso che prende fuoco, lo sai anche te Mirella. Dunque il fatto di vedere sti ragazzi che si bruciano la vita, perché se la bruciano non hanno, così si precludono un futuro,
perché è chiaro, la gente è spaventata, Mirella, parliamoci chiaro, è spaventata di tutte queste violenze. Grazie Sandra, fammi andare avanti perché devo far vedere anche un altro video dei cimbri, di questa anima di un popolo che è molto importante, poi parleremo anche di giovani, di baby gang anche col sindaco Presti e anche con Azzalini, magari portarli in consiglio sti ragazzi a fargli qualcosa di utile, non sarebbe mica male. Ecco, non so perché non pensano a fare questo. Andiamo a vedere il secondo video. Molti di noi hanno lasciato la foresta in cerca di altri orizzonti. Altri, pochi però, sono rimasti a fare i boscaioli. Il rumore delle motoseghe ha rotto la quiete del bosco e anche quella che era la poesia del nostro mestiere. Così i villaggi si sono a poco svuotati. Ormai siamo rimasti in pochi e i più sono anziani. Ci rattrista vedere la nostra terra a poco abbandonata e quasi non vorremmo essere noi gli spettatori ultimi di questo triste evento. E così abbiamo anche ricordato a Azzalini questa figura storica che è mancata, ecco, questo uomo che conosceva il legno, la pietra, la natura. La foresta in tutte le sue varietà. La foresta. Ecco, quello che volevo capire anche con lei, Azzalini, lei è stato anche amministratore, come fare per recuperare questi ragazzi che parlava anche prima Sandra, ecco, con dei percorsi educativi in mezzo alla natura, facendo anche fatica, sacrificio, impegno. Noi facciamo ad esempio nella gestione del museo le visite guidate a scolaresche, sono gruppi di ragazzini, scuola primaria, scuola secondaria. Vedi delle differenze enormi tra gruppi e gruppi e questo dipende in gran parte dagli insegnanti che disciplinano i ragazzi in un certo modo ed altri che invece lasciano troppo spazio, troppa corda, ci permettono di disturbare. Ad esempio li porto in foresta e fanno un rumore e allora io cerco sempre di far capire che se si vuole sentire gli animali, godere, bisogna far silenzio e andare in silenzio, quindi avere un comportamento in foresta che non deve essere come quello del mercato, deve essere un altro atteggiamento.
Come sono questi giovani? Come li vede lei? Impauriti, spavaldi? Ma ci sono... secondo me anche voglia di apprendere, perché non è che siano tutti cattivi ragazzi. No, assolutamente, assolutamente, dipende molto dall'educazione, la cultura, l'ambiente circostante, perché ognuno influisce e si sviluppa secondo quello che vive, quindi anche la famiglia... In primis è sempre la famiglia e poi ci sono gli insegnanti, le scuole e quindi ci sono gruppi molto variegati. Io non saprei dire perché alcuni hanno atteggiamenti ostili nei confronti. Ma però diciamo, Azzalini, perché bisogna anche dare i numeri, diciamo su 30 ragazzi 40 che arrivano, che disturbano, quanti sono? 2-3 al massimo sempre. Eccoli dai i numeri. 2-3. Questa è l'esperienza mia che ho e purtroppo non è questione... E quei 2-3 rovinano tutta la gita? Un po' perché, sì, un po'. Però se hai un atteggiamento abbastanza duro, diciamo così... Marziale. Sì. Capiscono che non c'è ciccia per sì. gatti? Sì. Molti insegnanti hanno problemi a condurre questi ragazzi. Poi, sentite cosa dice Azzalini. Poi, tra l'altro in certi paesi vedi proprio che c'è multietnica, proprio la società, ci sono, quindi hanno culture diverse, eccetera, non tutti sono aperti, vedi quelli che hanno anche problemi, che stanno ai margini. Si sentono un po' esclusi? Sì. Ecco. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Presti, lui è stato anche carabinieri, il rispetto delle forze dell'ordine, che non tutti, qualche ragazzo, possiamo dirle qualche sì, ecco, si permette di fare, ma perché nessuno li ferma. È mai possibile che l'Italia sia in mano a un gruppo di ragazzi, perché guardate che io ve lo dico tutte le mattine, non abbiamo numeri così alti, è che a qualcuno va bene questa divisione. Prego Presti. Ma io penso che tutti i fenomeni vanno comunque contrastati con delle misure idonee. Negli anni in cui abbiamo avuto la malavita, mi ricordo nelle città grandi, lo Stato fece delle cose importanti, che mise degli uomini specializzati per contrastare questo tipo di criminalità. Nacquero dei reparti speciali, degli uomini addetti a contrastare quel tipo di delinquenza e si riuscì a farlo anche in maniera, diciamo, adeguata. Poi abbiamo avuto gli anni di piombo e quindi anche lì sono state fatte le misure. Non credo comunque che non si possa trovare una misura e mettere del personale appositamente per combattere questi ragazzini. Cioè, alla fine siamo scacco di 4 ragazzini, c'è un paese, una nazione e scacco di 4 ragazzini che vanno per strada, picchiano la gente, violentano, fanno quello che vogliono e spadroneggiano. Cioè è una cosa... Le forze dell'ordine all'ospedale, dopo 4 ore sono fuori. Le forze dell'ordine purtroppo la legge gli ha tolto la possibilità di fare il loro lavoro. Io non riesco a immaginare, se io oggi dovessi ancora vestire l'uniforme dei carabinieri, come potrei assolvere al mio compito di difendere i diritti dei cittadini quando non riuscirei a difendere nemmeno me stesso durante l'espletamento delle mie funzioni, del mio lavoro, della mia attività lavorativa, che è quella di garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Cioè, è questo il vulnus, sta tutto qua, Mirella. Viene a mancare la cosa base principale. La gente purtroppo non ha capito che fare i filmati e mettere ogni volta alla berlina il lavoro delle forze di polizia le ha delegittimate, perché i magistrati lavorano e spingono sul incriminare il poliziotto, i carabinieri e quant'altro. Poi vediamo gente che va addirittura in Parlamento, gente che dovrebbe stare in galera, che sta in Parlamento e che pontifica alla violenza, pontifica comunque a occupare le case, quindi parlo della Salis, e dice di ogni improprio comunque ogni cosa per andare contro le forze di polizia. Cioè questo è il problema principale. Sindaco, ce n'è per tutti, non è solo per la Salis, ce n'è per tutti. Abbiamo super condannati in Parlamento, Sindaco. Esatto. Cerchiamo di non vedere solo da un lato, cercare, ecco, perché ce ne sono parecchi seduti su quelle poltrone, anche condannati e di sicuro di tutte le aree politiche. Io dico che se hai la schiena dritta, purtroppo in questo paese
si fa fatica a fare Perché politica. se guardiamo i numeri vorrei proprio vedere, ecco, il Parlamento dovrebbe essere al di sopra dell'etica, proprio il massimo, e poi vediamo. Ecco, dovrebbero essere i cittadini specchiati, curricula no? specchiati e trasparenti, ma non è così. Qua sono le segreterie politiche, però scusa Sindaco, che dovrebbero capire che non si può mettere Guarda, mi sono sulla poltrona estraniato dalla politica per questa ragione qua, e preferisco pensare solamente e mettere le mie energie, le mie forze mentali e fisiche nella crescita della mia comunità, del mio paese, perché ho visto comunque, ho molto più ritorno e più soddisfazione. È una questione culturale, è una questione delle famiglie, è una questione, un problema che chi viene qui, purtroppo molti paesi, diciamo, che noi accogliamo, non molti, ma solo alcuni, hanno, non voglio puntare il dito, ma hanno questa cosa, che vengono qui, sono ospitati, sono accolti, sono comunque accolti, comunque non bene, di più, eppure crescono nei loro figli con questa idea di odio, questa idea di quasi di inimicizia. È questo purtroppo che crea il problema principale. Io i miei bambini, i miei ragazzini, io li considero tutti alla stessa maniera, stesso rispetto, stessa educazione. Ho avuto la soddisfazione e il piacere, l'altra sera abbiamo acceso l'albero in piazza, venerdì sera, ho incontrato uno dei miei ragazzi, che non è più un ragazzino ma è un giovanotto, e mi ha colpito la frase che mi ha detto: Sindaco, mi ricordo, io non fumo perché lei quando veniva a scuola con i carabinieri ci spiegava che il fumo faceva male, che la droga faceva allora, male. visto che non abbiamo l'albero di Natale, le immagini di Domenico Presti, ma abbiamo le immagini del Panevin, andiamo a vedere questo servizio Panevin Arcade e poi lo commentiamo col Sindaco Presti, visto che non abbiamo l'albero, che abbiamo il Panevin. Stimiamo questa sera dalle 12 alle 15.000 persone e, come potete vedere alle mie spalle, un sacco di giovani, e questa è una gran bella festa. Allora dove sta andando? Benissimo. No, dove sta andando il Panevin? Dovrebbe essere verso nord. E quindi? E quindi porta bene sicuramente, quindi sarà una... Sarebbe a ovest stasera. A ovest, bene. Abbiamo già bevuto troppo. Pronostico per questo Panevin? Grazie, altrettanto. Bene, ma sta andando verso sera il Panevin, quindi? Non so la tradizione. Come sta andando sto Panevin? Parla con lui, non parlo molto bene l'italiano. Come sta andando sto Panevin? Come sta andando sto Panevin? Bene. Cioè sta andando a sera. Sta andando a sera? Sta andando a sera. E quindi? Buona Epifania. Ah, perfetto. Come sta andando sto Panevin? Bene, mi sembra bene. E quindi sta andando a sera? Mi sembra di sì. Cioè? Verso di là. E quindi? E quindi verso sera. E quindi? Porta bene, porta bene. Ah, ecco, piena caliera si dice. Certo. Ma voi siete dei veterani. Allora, dove sta andando sto Panevin? Diciamo verso ovest. Quindi? Quindi un buon anno. Quindi piena? Piena, si sta piena. Se va verso mattina prende il sacchetto e va a farina. Se te va verso sera? Cesta è piena. Piena caliera? Piena caliera. Bello da riprendere? Sì, è bello da riprendere. Sì. Sta andando verso sera, quindi? Quindi la Befana si brucia. Io sono di origine napoletana, ma abito a Treviso da 28 anni. È la prima volta che vengo qui ad Arcade. Quindi... Ma a Napoli c'è una cosa simile? A Napoli no, non fanno queste cose, no, non c'è. E sai cosa significa questo per noi? Questo è il falò, diciamo, mi hanno detto che è il tipico tradizionale per la Befana, giusto? Diciamo, dove... E anche dà anche i segni per il nuovo anno, visto che voi a Napoli siete un po', come dire, superstiziosi, no? A Napoli sì, diciamo, sì, è vero. E quindi noi qui, se vediamo le faville che vanno verso sera, vuol dire che sarà un buon anno, perché si dice piena caliera, cioè piena di farina. Esatto, sì. Quindi come sta andando? Sta andando molto bene, dai. Ma sta vedendo come sta andando il Panevin? Sì. Come sta andando? Bene. Sta andando verso? Com'è?
sta andando verso un grande fuoco, una cosa mai vista, insomma. Ma lei da dove viene? No, non sono di qua, La prima volta che lo vede? Sì, la prima volta. Sai che qui c'è la tradizione che se le faville vanno a sera vuol dire che sarà un buon anno? Sì, me l'ho detto, sì. E quindi stanno andando a sera? A sera, sì. E tu sai che dove stanno andando le faville? Le faville? Sai come funziona il discorso delle faville? No. Intanto sentiamo il Lei lo sa il discorso delle faville? Penso di sapere qualcosa. Quindi? Vedendo le faville adesso penso che vanno verso mattina. Prendi il sacco e va a farina. Quindi hanno magro? Hanno magro sicuramente. E lo soffiamo verso sera? Proviamo! È la vendita. Ci auguriamo che sia un panini invece comunque che abbia un occhio per la salute della gente e per il benessere e che abbassa anche le tasse questo panetino. Il servizio di sicurezza ha funzionato stasera? Beh, il servizio di sicurezza è funzionato, devo solo ringraziare ovviamente comunque chi mi ha accordato uomini in più e quindi ringrazio il prefetto questore e i carabinieri di Treviso, il suo comandante, ringrazio anche i nostri carabinieri, ringrazio la protezione civile dell'ANC, degli Alpini e il servizio Serte, grazie a loro se questo stasera è comunque uno spettacolo sicuro. Allora, siamo a Natale, ma abbiamo già il prossimo anno alle porte, chissà dove andranno le faville quest'anno. Sofia, è una vita che soffiamo, ma mi sa che da una parte e da l'altra poi alla fine non resta niente. Allora, Sindaco, come ci saluta? Con quale messaggio di buon anno? Buon Natale? Allora, il palo chiaramente è già su per il Panedin 59esima edizione. E il 26 di dicembre, come tradizione, gli alpini, quindi a San Stefano, inizieranno la costruzione della pira. Noi aspettiamo ovviamente tutti quanti. Il 4, quindi il 5 l'ascensione, 5 sera. Ieri abbiamo inviato l'invito al nuovo governatore del Veneto, il dottor Stefani, che aspettiamo ovviamente comunque perché l'ascensione è privilegio comunque noi diamo quel governatore perché sono gli alpini che fanno l'evento, ma invito anch'io comunque insieme agli alpini il governatore. Fermo perché abbiamo Paola, se non mi cade la linea, che vai Paola? Ciao Mirella. Velocissima Paola perché sono in chiusura. Sì, riguardo ho telefonato per una famiglia nel bosco. Non so se un telefilm, cioè sono abbastanza seguito, che si chiama proprio Vado a vivere nel bosco, dove c'è la famiglia Remi, dei texani, che va a aiutare le persone che scegliono di vivere in Alaska, no? E il padre si aiuta a casa, mettere a posto a casa se a casa ha problemi, la figlia che fa l'orto e come si chiama, e gaine e animali da corsia, e l'altro figlio che insegna come difendersi dai predatori che mangiano le gaine e anche insomma i pericolosi per in genere di tutte persone che va a rifugiarsi là, anche perché all'inizio conta un po' la storia, perché uno è contatto con la natura e poi anche ha problemi. Sì, ma il problema era Paola che si parlava dell'abitabilità di questo rudere, perché sta tutto là il gioco, c'è l'acqua là. Grazie Paola, scusami ma devo chiudere perché ho già forato, il sindaco stava finendo gli auguri, grazie Paola di quello che hai ricordato, bisogna vedere l'angolazione con la quale si guarda. Le regole americane sono diverse Paola, la DIMAX la guardo anch'io quella per la trasmissione, ma non siamo in America, l'Italia è un'altra cosa. Chiudo dicendo che il 4 pomeriggio abbiamo la 31esima edizione di Parole Tornafuoco. Che cos'è? È un premio letterario nazionale ed internazionale che è appunto comunque sotto l'egida degli Alpini di Arcade, che raccoglie racconti della montagna e del fuoco praticamente comunque da parte di cittadini che vogliono partecipare anche dall'estero. Quindi aspettiamo anche il 4. Come ci saluta velocissimo? Borbeis Gott un Barzegansik. Grazie e arrivederci. E arrivederci, grazie anche ai miei ospiti, veramente grazie e pubblicità. Buon Natale a tutti! Bene.
una zona collinare di Maser e stanno raccogliendo le olive. Andiamo a vedere, ci aspetta Claudio. Buongiorno, benvenuti. Ciao Claudio, ciao. Hai le olive in mano? Abbiamo le olive, stiamo raccogliendo le olive. Eccole qua. È un momento particolare questo perché è la giornata dove si raccolgono i frutti di tutto un anno di lavoro. In questo caso che tipo di olio raccogliamo? Allora qui abbiamo le varietà della DOP del grappa. Otteniamo con una corretta lavorazione, otteniamo un olio leggero medio come qualità, con dei residui di carciofo all'interno, anche mandorla, poi a seconda delle situazioni, a seconda di dove si trova l'oliveto. La bravura dell'olivicoltore è quella di raccogliere e portare nel più breve tempo possibile l'oliva al frantoio. Questo perché? Perché l'olivo nel momento in cui si stacca dall'albero parte la sua fermentazione. E sarà un olio sicuramente buonissimo. Meraviglioso. Meraviglioso, e per parlare di questa meraviglia di territorio abbiamo la sindaca Claudia Benedos, sindaco di Maser. Grazie sindaco o sindaca? Ma per me va bene sindaco. Grazie, Andiamo col sindaco allora con Buongiorno. Claudia Benedos. Saluto e ringrazio anche Andrea Gregori, segretario territoriale Nursing, che si occupa di sanità regionale. Sentiremo cosa ci dice questo cambiamento regionale, questa nuova giunta, queste nuove poltrone alla sanità, al sociale. Ecco, sentiremo anche da un addetto ai lavori come vede la situazione e cosa chiederebbe al presidente Stefani, il quale ha detto che soprattutto la sanità è nel suo, proprio il suo punto più dolente e che vuole veramente averlo con sé. Sentiremo cosa ne dice Gregori, però inizierei proprio dal sindaco Claudia Benedos. Allora sindaco, questa meraviglia di territorio, intanto grazie per questo video, abbiamo visto anche la nostra Ida che presentava questa meraviglia che sono le olive per fare questo olio extravergine, un punto di riferimento e soprattutto un obiettivo molto importante da raggiungere in un momento un po' particolare. Prego sindaco. Certo, allora, intanto grazie per avermi invitata alla sua trasmissione e le faccio i complimenti perché so che è molto seguita e molto apprezzata. E sì, siamo orgogliosi del nostro prodotto olio di Maser. Maser produce olio da secoli perché abbiamo trovato documenti che risalgono al XIII secolo in cui nel castello che c'era a Maser, nei pressi della Villa Barbaro, Villa Palladiana, patrimonio UNESCO, si coltivava l'olio, quindi abbiamo trovato questi documenti, però anche il gonfalone del comune, lo stemma del comune rappresenta il nostro territorio e ecco, dovevo farlo vedere, lo stemma del comune di Maser riproduce i colli, 3 colli, 2 alberi di ulivo pieni di, le chiamano pomee in dialetto da noi, ricco di frutti, di olive e anche intrecciati ad una vite di uva bianca. Quindi l'olio è, oltre alla ciliegia, proprio una caratteristica di Maser. E era stata un po' abbandonata la coltura dell'olio perché negli anni 50 con l'industrializzazione poi Maser fa parte del distretto del calzatoriero, quindi tutti lavoravano per la calzatura sportiva, artigianato, quindi tutti hanno abbandonato le colline e abbandonate anche questi oliveti. Soltanto nell'inizio degli anni 90, grazie e voglio ricordarlo Franco Vettoretti, c'è stato un recupero, ma il recupero degli oliveti abbandonati, ma il recupero che volevano fare era per recuperare il paesaggio e recuperare tutte le nostre colline. Avete visto che colline abbiamo. Però oltre ad aver recuperato il paesaggio abbiamo anche recuperato un prodotto di eccellenza che è l'olio, fa parte della DOP veneta ed è veramente un prodotto di nicchia. Abbiamo più di 40 produttori, di cui 20 anche con etichetta, quindi con bottiglia, riconosciuti come piccole produzioni locali, e abbiamo anche degli eventi legati all'olio, la camminata tra gli ulivi organizzata nell'ambito dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, perché Maser fa parte
dell'associazione, e poi l'ultima domenica di novembre abbiamo anche l'olio in villa, che sono degustazioni gratuite per far conoscere al pubblico il vero olio Evo extravergine e la differenza che c'è tra un olio che trovate al supermercato che costa 3 euro e un olio invece che costa 25 euro al litro. Perché... Beati chi che lo si può permettere, possiamo anche dirlo, sindaco, perché però... è facile dire mangia bene, mangia sano, però i 4 soldi che gira in volevo tasca. come far notare che molti, anche giovani, vanno al bar, bevono uno spritz, un cocktail, costano 10 euro, ecco. Quindi con 20 euro ti compri un litro di olio che ti dura magari parecchio. un bel regalo anche per Natale. Sì, esatto. Allora però... sentiamo anche Andrea Gregori, devo correre perché il tempo è tiranno. Allora, questo segretario territoriale, si parlava di infermieri, si parlava di sanità, ecco, il sindaco Benedos diceva le carte, chissà che carte troverà Stefani in regione, ecco, quando inizierà a capire il problema della sanità veneta, anche un problema anche infinito, specialmente con la scarsità di personale che c'è. Com'è la situazione, Gregori? Prego. Allora, buongiorno Mirella, buongiorno al suo ospite e tutti i telespettatori. La situazione che troverà il nuovo governatore dipenderà da come la vorrà affrontare. Le prime indicazioni dico che non ci soddisfano in termini dei nomi che sono stati fatti per questo assessorato particolarmente delicato, ma con una grande visibilità politica. Allora io direi che sì, l'esperienza, ma non l'esperienza affidata dei pensionati. È il momento che un presidente di regione così giovane punti su assessorati e dirigenti che abbiano una visione sul futuro e che quindi possano dare alla nostra sanità un'apertura mentale che negli ultimi anni è sicuramente mancata, perché manca lo svecchiamento della classe dirigente. Quindi mi aspetto da questo nuovo governatore un assessorato giovane, possibilmente politico e non tecnico, e le spiego il motivo. I tecnici molte volte, a differenza di quello che si pensa, sono molto specializzati nel loro settore da dove provengono, ma mancano di visione completa della problematica della sanità. E mi spiego meglio. Se noi prendiamo un chirurgo e lo facciamo assessore alla sanità, quel chirurgo ha una grande esperienza di organizzazione di sale operatorie e di reparti, ma nulla sa degli ambiti territoriali. Quindi noi dobbiamo, dare una visione ampia a 360 gradi della sanità che verrà nel Veneto, e c'è bisogno di una persona che faccia sintesi del parere dei tecnici e poi applichi questa visione a 360 gradi su una sanità che non è solo ospedale, non è solo sala operatoria, ma è tutta una serie di servizi di una popolazione che invecchia e che bisogna sviluppare in ambito territoriale. Però Gregori, io volevo fare un'aggiunta, nel senso, è vero che c'è l'assessore, c'è un presidente, c'è un assessore, ma poi c'è uno staff che gira attorno, ci sono le commissioni. Ecco, di ambiti territoriali se ne può parlare a un tavolo, mettendo la competenza, ognuno nel suo, come sta dicendo Gregori, perché ognuno deve portare un supporto per la sua competitività, per la sua conoscenza, e da là poi nasce e si riesce veramente a centrare l'obiettivo, che è il bene della comunità. Cosa ne pensa, Sindaco, di quello che ha detto Gregori? Lei è della Lega? Sì. Buongiorno, non ci conosciamo e condivido in parte quello detto da Gregori, che rappresenta una sigla sindacale di infermieri. Beh, intanto la mia stima per quello che fa, per il lavoro e soprattutto per gli infermieri, tutto il personale sanitario, perché quando era il Covid erano veramente le persone
indispensabili, i nostri angeli, i nostri angeli, adesso la gente si dimentica, ma lo sono sempre i nostri angeli, quindi da valorizzare sia in termini anche di stipendio, di riconoscimento economico, infermieri, medici, e i medici senza infermieri non vanno da nessuna parte. Per quanto invece riguarda le considerazioni che faceva sull'assessorato, io dico che preferirei pur essendo una rappresentante politica, preferirei un tecnico, anche con esperienza, perché i giovani ci vogliono, ci sono giovani, perché in Consiglio regionale abbiamo anche parecchi giovani e anche parecchie figure nuove. Ecco, quindi c'è stato un bel turnover per quanto riguarda i consiglieri regionali che collaborano tutti, come ha detto lei Mirella, ci sono le commissioni consigliari e quindi un tecnico io lo vedrei bene, anche con una certa esperienza, perché il detto che gli anni fa i cristiani è sempre vero e in tutti i campi, ci vuole questo e quello, però un po' di esperienza di vita è fondamentale e quindi anche qualche pensionato non lo vedrei male, Gregori? No, intanto apprezzo la considerazione che il sindaco ha espresso verso la nostra professione e gliene sono grato perché non è scontata, come diceva giustamente, ci si dimentica dei momenti importanti in cui siamo stati determinanti per limitare i danni di una pandemia che era inaspettata. Al di là di questo, io che vivo la sanità tutti i giorni, sia da dipendente che da sindacalista, perché non dimentico che io ci lavoro ancora in ospedale e vedo quotidianamente quali sono le difficoltà gestionali di un ospedale. Io ribadisco il concetto che c'è bisogno però della visione complessiva politica e non solo dell'esperienza del tecnico. Questo mi è arrivata, voglio dire, negli anni di esperienza anche sindacale. Non è detto che chi rappresenta una professione, sia un medico, un infermiere, piuttosto che un tecnico di laboratorio, abbia una visione ampia dei problemi della sanità in tutti i suoi ambiti. Ecco, solo questo. Quindi ribadisco la necessità, secondo il mio punto di vista, ovviamente che è in certo modo in contrapposizione a quella del sindaco, ma non in contrapposizione polemica, assolutamente, è quella che io vorrei che ci fosse una figura politica che fa sintesi di tutte le posizioni con una visione più ampia. Allora andiamo a vedere questo servizio promozione ospedale L'Angelo di Mestre, poi sentiamo cosa ne pensa Gregori. Qualcuno è rimasto male perché non ha visto l'ospedale di riferimento, questa nuova cittadella della salute di Treviso. Ecco, sentiremo cosa ci dice, come commenta sia Gregori che Claudia Benedossa, sindaco di Masera. Andiamo a vedere. In Italia solo 2 ospedali hanno ricevuto la promozione piena dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Uno è in provincia di Cuneo, l'altro è l'ospedale dell'Angelo a Mestre. Il Piano Nazionale Esiti 2025 di Agenas ha individuato 15 strutture ospedaliere che nel 2024 hanno raggiunto un livello alto o molto alto in almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione. All'Angelo però si è registrata la massima valutazione in tutte e 8 le aree indicate. Con questo risultato Agenas certifica un importante lavoro di anni che però va ascritto a un gruppo, a tutti quei professionisti che hanno portato avanti un lavoro di rete, un lavoro che punta all'eccellenza delle attività, ma soprattutto al rapporto con l'utenza, dove il cittadino viene posto al centro del servizio e dove le professionalità vengono poste a disposizione di tutti gli utenti. Gregori, allora questa promozione, molti si aspettavano di sentire l'ospedale di Treviso, invece abbiamo sentito Mestre, Montebelluna, anche come ricordava il sindaco Benedossa. Prego Gregori, come commenta? Allora, questa è la classifica dell'Agenas, la classifica che diciamo valorizza gli esiti delle prestazioni.
Mi fa piacere che ci sia un ospedale intanto veneto, perché questo conferma comunque che abbiamo delle punte di eccellenza nel territorio che non possono essere smentite, e i dati lo confermano, perché ricordo che altri 15 ospedali 15 ospedali in Italia possono aver fatto anche meglio degli altri ospedali del Veneto, però noi rimaniamo in una fascia medio-alta di prestazioni fatte in un determinato modo e che hanno dato un esito positivo, soprattutto perché è bene contare la quantità di prestazioni che si fanno all'interno di un ospedale, ma è giusto valutarne anche gli esiti. Cioè, io devo fare molto, ma devo fare anche bene. No, non è che poi l'esito di tutto ciò che faccio possa avere, come dire, degli eventi avversi o delle ricadute sulla popolazione perché sono stati fatti frettolosamente. Questo conferma la qualità medio-alta della sanità del Veneto. Dire mi aspettavo Treviso piuttosto che Vicenza non mi turba, nel senso che bisogna anche capire quali sono la complessità gestionale dei singoli ospedali, che non sempre dipendono dai singoli professionisti. Quindi anche le condizioni in cui l'organizzazione ti fa lavorare all'interno della singola struttura può fare la differenza, pur avendo magari degli ottimi professionisti. Gregory, fermo un secondo perché il sindaco vuole fare una domanda. Prego, sindaco. Sì, volevo, siccome non conosco bene le 8 aree alle quali si riferisce l'indagine fatta da Agenas. Quali sono le 8 aree? Dove? Beh, le aree sostanzialmente sono quelle per dipartimento, e si parla di area osteomuscolare, cardiovascolare, neurovascolare, ostetricia. Sono tutte queste aree che hanno un certo tipo di prestazioni che si dice tempo dipendenti, nel senso che sono patologie che, se in acuto aggredite entro le prime 48 ore per le fratture di femore e entro poche ore per gli ictus cerebrali, danno un esito sicuramente positivo della prestazione. Allora, questo dipende molto dall'organizzazione che c'è all'interno delle singole strutture, perché io posso avere il miglior ortopedico a fare le fratture di femore, ma se l'organizzazione di quell'ospedale non mi consente di farla entro le 48 ore, ho già la possibilità di avere degli esiti negativi su quella frattura, perché non l'ho operata entro le 48 ore, ma l'ho operata magari dopo 72 o 96. Bene, Gregory, io l'ho invitata queste sono perché differenze, voglio dire, Gregory, mi sente? Io l'ho invitata proprio perché non si riusciva a capire, perché nessuno l'aveva spiegato, e anche il sindaco pensa che adesso abbia capito. Esatto, perché ci vuole anche la trasparenza nelle spiegazioni. Lei l'ha spiegato talmente bene, e grazie. Quindi la ringraziamo a nome anche di tutti gli ascoltatori. Sì, perché grazie. è importante anche capire, perché è inutile dire aree, non aree, ma devi anche spiegarmi quale aree, come mai, e penso che Gregory, grazie anche per la competenza, Gregory ha dato probabilmente Treviso ha dei tempi di attesa un po' lunghi, ecco, questo qua, quindi le non famose riescono, liste d'attesa non riescono a prendere in carico velocemente. Gregory, cos'è che la preoccupa di più proprio in ambito personale infermieristico? Perché là è il grande problema. Ho la struttura, ho il letto d'oro, ho la migliore attrezzatura, ma non ho le persone, e qua cade il palco. Cade il palco, e mi permetto di dire che il PNRR potrà essere un grosso problema, più che per le strutture, per il personale. Questo è chiaro a tutti. Da qua al 2029 la carenza solo infermieristica, se va bene, è di 5.000 unità nel Veneto, se va male di 9.000, quindi chi ci mettiamo dentro? E qui nasce il grande problema. Il grande problema è come reclutiamo nuovi infermieri. Allora, la qualità formativa degli infermieri italiani è molto appetibile anche all'estero, tanto è vero che molti se ne stanno andando.
La cosa che mi preoccupa veramente è l'ultimo fatto successo al San Raffaele di Milano, e non vorrei mai che il Veneto andasse a copiare un certo tipo di modello sulle cooperative. Quello che è successo a San Raffaele di Milano ha dell'incredibile, ci ha rimesso il posto anche l'amministratore delegato per questa scelta. Le cooperative sono un problema perché la selezione del personale la fanno sulle teste, cioè chi trovano e poi te lo danno in consegna. Gregory, scusi se corro, ma è importante perché il tempo è tiranno. Non è che forse è il sistema che si è incrinato e non c'è il controllo perché è sfuggito di mano del sistema? Assolutamente sì, e questo non lo dico solo per gli infermieri. Gli ultimi fatti di cronaca anche in Veneto purtroppo, e mi riferisco a Padova l'anno scorso e Belluno quest'anno, medici delle cooperative che si sono rilevati fino a prova contraria dei fatti, cioè le sentenze che ci saranno in tribunale, inadeguati nel valutare il bisogno di salute dei pazienti. Guardate che questa cosa è molto grave e tempo al tempo succederà in anche altre province, perché qui c'è da mettere mano al controllo assoluto da parte delle aziende sanitarie sul personale che viene reclutato e poi importato all'interno delle nostre strutture. Grazie Gregory, voglio sentire anche il sindaco perché il tempo è tiranno, devo correre, cosa ne pensa questo sistema, questo controllo? Bisognerebbe intanto incentivare e valorizzare la professione dell'infermiere, perché non è più così attraente verso i giovani, mentre parlo della mia generazione invece era molto attraente. Io ho quasi 60 anni, adesso i giovani ho visto anche, intanto è una facoltà a numero chiuso, è anche impegnativo il percorso perché oltre a una volta l'infermiere con 5 anni era già un infermiere professionale, adesso ci vuole la laurea triennale. Sì, però se si presentano quindi mettiamo in 500. I 1000, ma tu me ne fai passare 100. No, ma il problema adesso ho visto anche che neanche i posti disponibili, se ne presentano molto meno dei posti disponibili. Sì, ma quelli che si presentano invece di fare un numero chiuso, cerchiamo anche di capire, sì, certo, ma visto che si presentano come cercando di riparare a questi numeri chiusi, a questi accesso a numeri chiusi. E però ci sono pochi ragazzi e ragazze che si presentano per i test e per frequentare il corso di laurea infermieristica. Gregory, è vero? È un bel impegno, cioè fare l'infermiere è un impegno. Ma come tutti i lavori, sì, ma Gregory, è vero che non ci sono i numeri, c'è qualcosa che non torna con i numeri. Se io mi presento, si presentano in 1000, perché ne fai passare solo 10? Cerchi di lavorare su quei 1000 che si sono presentati, che magari anche hanno voglia di diventare infermieri, magari non avranno tutte le carte in regola, tutto, però Cristo, visto veramente la scarsità di numeri che abbiamo, forse è meglio valutare anche quelli che si presentano. Prego Gregory. Allora, il problema per le regioni del nord non è il numero chiuso, come ha ben specificato anche il sindaco. Friuli, Veneto, Lombardia e Piemonte non coprono i posti disponibili. Quindi non è un problema del numero chiuso, evidentemente, insomma. Perché i posti ci sono, soltanto che la professione non è più appetibile. È una professione di sacrificio, sia emotivo che fisico, personale. Mi viene facile dire vanno retribuiti meglio, dico anche va data una possibilità all'interno delle aziende di sviluppare appieno le possibilità che i contratti danno. Quando parlo di svecchiamento della classe dirigente, parlo proprio di questo, cioè ci sono le possibilità per valorizzare gli infermieri, ma il modo di pensare di una vecchia classe dirigente ne impedisce anche questo, purtroppo, all'interno di aziende in cui ci sono i fondi per poter valorizzare gli infermieri, ma un certo modo di pensare del tutto a tutti
sta svilendo anche queste opportunità. Grazie Andrea Gregori, segretario territorio Nursing, grazie di essere stato con noi, grazie a Claudia Benedò, sindaco di Maser, grazie veramente, buon Natale, lo facciamo il buon Natale sindaco? Certo, tanti auguri soprattutto a chi soffre, ecco, di cuore. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Treviso perché sono venuti a trovarci Carlo e Elisabetta perché hanno bisogno di noi, non respirano più e noi ci siamo. Eccoli qua, ecco i miei sposi qua, ecco i miei sposi. Ciao Mirella. Allora Carlo. Ciao Mirella. Per arrivare qua vuol dire che è veramente dura, Sì, è sempre più dura, sempre più soli e se non ci siete, se non ci foste voi saremmo veramente in difficoltà. E tu Elisabetta cosa vuoi dire? Io voglio continuare a ringraziarti, mi sembra persino una cosa irreale perché non pensavo che esistesse una situazione così effettiva e questo mi rincuora perché veramente sono estasiata da questa vostra assidua volontà di aiutare il prossimo e lo fate concretamente. Grazie. Allora, visto che hai detto così, noi prendiamo l'assegno della grande famiglia, eccolo qua, questo è l'assegno che vi diamo. Ecco, spero vi porti fortuna, è un assegno consistente che vi permetterà di respirare perché non voglio sentirvi più così disperati. Grazie. Grazie grande famiglia, grazie. Io spero, guarda veramente, io spero di riuscire a ricambiare in qualche modo perché mi sento... sono volenterosa di aiutare qualcuno, qualcosa o anche voi. In qualsiasi modo, chiamatemi per quello che posso, io lo farò, io ci sarò. Sai qual è il più bel regalo che puoi farci? Intanto un sorriso e un abbraccio e un bacio da voi due. Questo per noi è tutto. Ecco, perché io so che vi volete veramente bene.